Domenica abbiamo una grossissima opportunità che ci è stata regalata da Mirella Tuzzato e da Veneti Schiacciati dalla Crisi, e abbiamo un bel po' di associazioni, abbiamo più di 80 associazioni qui a Silea che creeranno un bel po' di lavoro di rete, che è importantissimo per noi, per cui uno scambio sia di saperi ma anche di esperienze. 80 realtà impegnate nell'ambito sociale, della cultura e dello sport, associazioni d'arma, club automobilistici storici e gruppi folcloristici di tutta la provincia. Al parco della centrale idroelettrica di Silea l'associazionismo incontra i cittadini e istituzioni per un'intera giornata. Creare sensibilizzazione, perché il problema è nostro, è dei cittadini che vivono la città, che vivono i paesi, e dobbiamo partire dal basso. Il nostro obiettivo è quello di fermare la strage stradale e quindi ci siamo rivolti anche a tanto volontariato, perché il volontariato è molto più sensibile a questo tema, e per cui cercheremo di coinvolgere su questo tema, diciamo, tutte le associazioni presenti. Prevista anche una piccola sorpresa per coinvolgere il pubblico. Per portare in scena situazioni critiche che interessano in particolare questa o quella associazione, con l'intento di coinvolgere gli spettatori, i cittadini alla loro soluzione. Non perché ci sia una soluzione già predefinita, ma una soluzione che viene individuata, elaborata dagli spettatori, che quindi da spettatori diventano spettatori. Abbiamo assolutamente bisogno di recuperare il filo di questa rete che unisce cittadini, propensioni personali, tempo appunto utile per il volontariato da investire, ma anche per le proprie passioni, e quindi abbiamo pensato a questa grande festa che si terrà proprio in un luogo unico. Ed è con noi l'assessore proprio di Silea e sociale, non solo, Francesco Biasi, assieme a Bernardino Benedetti, che è anche consigliere all'inclusione sempre comune di Silea, che parlerà però, come piace alla Mirella, da papà, da uomo che vive la situazione dell'inclusività, cosa vuole dire, cosa si potrebbe fare per migliorare, se qualcuno sente solo o ha magari intenzione anche di ascoltare qualche volta, che è diverso tra il sentire e l'ascoltare. Ma partirei proprio con l'assessore Francesco Biasin, che io devo ringraziare sempre per la vicinanza e soprattutto il supporto che dà alle idee della Mirella, che poi assieme si elaborano, sempre però per migliorare la qualità della vita, non per essere visibili o per apprendere qualche voto. La Mirella proprio non ne può frega mai, l'assessore sì, ma a Mirella no. Ma sapete che a Mirella interessa l'inclusione, che non c'è, al momento non c'è. Inutile che mi dicano, ecco, si confrontino pure con noi, magari anche con Bernardino assieme alla Mirella, per vedere se è solo Mirella che vede male, anche se ho gli occhiali ultra forti, o se c'è qualcosa che non va. Allora, assessore Biasin, cosa succederà domani a Silea su questo parco meraviglioso naturale? Ripeto che, anzi dico che anche in caso di pioggia, abbiamo mandato la cartina e la letterina su, ma a San Piero e Gesù Cristo siete talmente incassai che non vi dico, perché con quello che vede i anche ragione, però noi ci speriamo sempre, ma anche in caso di pioggia noi ci saremo, non moleremo di sicuro. Allora, assessore, cosa succederà domenica 13 aprile? Allora, domenica ci aspetta un mondo di associazioni. Quando dico un mondo è anche è quello che vogliamo proprio rendere l'idea, perché quando si parla di associazioni di solito c'è la festa dello sport, c'è la festa del sociale, c'è la festa delle macchine d'epoca. Mirella ha sto potere, è giusto dirlo, che tra l'altro non è un potere che nasce da imposizione e quant'altro. Io credo che trasmissioni come queste siano veramente occasioni uniche per stare a casa, per conoscere e per farsi conoscere. E lei ha messo in moto un mondo particolarissimo, e lo sapete perché chi guarda questa trasmissione è consapevole di un associazionismo che è trasversale, quindi c'è cultura, ci sarà sociale, ci saranno le auto d'epoca, ci saranno le forze d'arma, cioè veramente ci sono tutti, e io credo che sia il potere di mettere insieme tante associazioni in realtà diverse, però unite da un'unica linea chiara, che è semplice, che è quella dell'essere per gli altri qualcosa di importante, del donare agli altri, che è il valore stesso del volontariato. Per cui chiaramente noi non possiamo che aver colto l'iniziativa di Mirella come qualcosa con un'opportunità grandissima. In realtà noi Comune di Silea abbiamo fatto ben poco, abbiamo messo a disposizione il nostro territorio, che è veramente bello, tra l'altro, perché Riva del Sile lì abbiamo una storicità unica e anche un ambiente veramente bello.
era una volta, facevamo la festa della Sardea e Silea era conosciuta per questo e ci stiamo anche pensando, giusto Mirella, che tipo di evoluzione dare anche alla storicità di quel posto. E non posso che ringraziare Mirella. Io ogni volta che vengo qua mi sento a casa e so benissimo quanto sia dura poi portare avanti certe battaglie, perché con Mirella ci conosciamo da ormai saranno più di 20 anni, quando io lavoravo ancora in liceo con la disabilità. Però l'obiettivo di Mirella è sempre stato chiaro e io non posso che ringraziarla di questo, perché poi quando si fanno delle esperienze in vita ti portano magari da un'altra parte, conosci altre persone e quant'altro, e invece avere persone come Mirella l'obiettivo è sempre bello chiaro. Allora, Assessore Biasi, intanto grazie per le parole, ma quello che io volevo chiedere, io non riesco a capire, anzi vorrei dire al Comune di Silea, alla Giunta e al Sindaco in particolare, che questa mattina mi ha chiamato i familiari vittime della strada dicendo: Mirella, ieri è arrivata l'autorizzazione a fare questa manifestazione a Treviso. Allora loro giustamente hanno detto: non è che il venerdì possiamo fare quello che dovremmo aver fatto già da tempo, la domanda era stata fatta. E perciò ci sono rimasti anche un po' male, perché non è che possiamo gestire la cosa, dice giustamente Paolo Battistini, dal venerdì per la domenica. Perciò ringraziamo, mi ha detto di dirlo, il comune di Treviso, ma il ritardo è talmente grave che proprio a Treviso noi non ci saremo, ma saremo a 2 passi, perché Silea confina proprio con Treviso e sono veramente confinanti. Sentite quando chiama Nadia, che ha metà casa a Treviso e metà casa a Silea, per capire dove ci troveremo, ma saremo a Silea, perciò non disturberemo nessuno e non occuperemo nessun suolo pubblico di Treviso. Va detto, perché anche voi a casa vi rendete conto come dobbiamo lavorare noi, nonostante le domande, le cose che facciamo, poi vedete come rispondo mettendoci veramente in grosse difficoltà a volte. Però quello che mi domando, Assessore, ma perché con tutte le aree che abbiamo, il parco del Sile è meraviglioso, la Restera non ne parliamo, basta vedere l'affluenza che c'è quotidianamente, non si creano delle manifestazioni ad hoc là? Perché intasare, parlo in generale naturalmente, ma come a Treviso, a Silea, in altre realtà, cercare di convogliare proprio questa meraviglia che abbiamo la fortuna di avere a 2 passi da casa per certe manifestazioni? Perché si devono chiudere le piazze, le città, con tutti che veramente i residenti, le persone che arrivano, che non trovano parcheggi, quando abbiamo realtà meravigliose a 2 passi da casa? Allora qualcuno mi ha detto: sapete che la Mirella ha una storia alle spalle di attività. Allora mi dicevano: lo sponsor vuole Piazza dei Signori. Perfetto, ora il sponsor sta a casa, mi fermo a fare la manifestazione e ho risolto il problema. Perché poi dicono: ma le persone vogliono il verde, amano il verde, e noi vediamo corse ciclistiche in zone anche molto pericolose, strade bloccate, l'ira dei residenti, di tutti, ma perché non si cerca di costruire qualcosa di nuovo? Perché abbiamo la possibilità di fare questo. Ci sono parcheggi, spazi a 2 passi dall'autostrada, perciò facile. Cosa c'è che non va? Ma proprio lo sponsor decide, comanda a 360 gradi? Sì, beh, allora lì il problema, so che anche il consigliere Benedetti approva sta cosa, nel senso che essendo anche lui un ex geometra e anche amministratore da un sacco di anni, si chiama burocrazia. È la burocrazia che blocca veramente tutto, perché noi abbiamo il Parco del Sile che ad esempio giustamente, anche perché è chiaro che là devi salvaguardare la natura, devi salvaguardare gli ambienti, perché siamo tutti d'accordo su questo, però abbiamo, come dici bene tu, abbiamo veramente delle immense dei posti veramente bellissimi, penso all'Asolano, penso al Montello, certo. Semplicemente, esatto, o anche a Valdobbiadene, neanche su di là, sono veramente belli. Però a livello burocratico poi portare la gente lì vuol dire veramente diventare pazzi, perché va detto. Per cui è chiaro che ci vuole qualcuno che snellisce anche tutte. Beh, l'abbiamo visto questa settimana, Mirella, cioè per fare una manifestazione lì vuol dire veramente poi coinvolgere un mondo di. Ma giustamente anche perché poi c'è la contarina per l'immondizia, ci sono un sacco di cose da fare. La sicurezza, i bagni, però è chiaro che ci vuole qualcuno che ci dia la mano su queste cose, ma anche a livello locale, anche come amministratori. Eppure, Assessore, il Ponte Morandi insegna
Cioè se vuoi centrare l'obiettivo, la burocrazia la superi. Il problema è questo che io non riesco a capire. Allora non è che possono mettermi davanti la burocrazia e io sto zitta perché la burocrazia dice questo. No, non sto zitta. Allora vogliono cambiare la legge per fare l'elezione del terzo, quarto mandato, ma non sono riusciti, la consulta a legge. Perché c'è una legge. Allora, se qualcuno vuole cambiare le leggi, bisogna partire per tempo e non all'ultimo momento per dare la possibilità a qualcuno di emergere ancora. Ma soprattutto cambiare quello che serve. Io non penso che siano da cambiare le leggi, sono da aggirare certe leggi, e qua invito anche Bernardino Benedetti a dire cercare come si fa nella giustizia, no? A interpretazione. Bisogna vedere quel giorno cosa voglio interpretare. In base a quello che voglio interpretare io do l'ok. Cos'è sta burocrazia? Oppure c'è qualcuno che sfrutta la burocrazia per dire semplicemente no? Prego. Dunque, intanto io vorrei portare la voce di chi voce non ha, oppure cercare di portare la voce di chi voce non ha. Nel senso che, siccome io mi occupo un po' di disabilità, avendo anche un figlio disabile, mi rendo conto che la burocrazia è una cosa per certi versi quasi insuperabile. Il problema è che in certi casi ci sono anche delle leggi. Non si sa bene se vengono applicate, perché basterebbe guardare la Costituzione, non occorrerebbe guardare tante leggi. Che è chiara. Che è chiara. E quindi che tutti i cittadini hanno gli stessi diritti, cosa che non è. Io parto dal discorso della scuola. Finché i ragazzi con fragilità vanno a scuola, in qualche maniera, se trovi l'insegnante giusto anche magari di sostegno, i ragazzi sono insieme con quelli normodotati, quindi crescono in un certo modo. Finita la scuola, questi ragazzi vanno in un certo, nel limbo, nel senso che dopo non sono figli più di nessuno. C'è la legge 1375 che è quella dell'inserimento lavorativo. Fanno dei percorsi, ogni tanto fanno degli stage per lavorare, dopo entra il SIL che non li trova idonei a proseguire nel lavoro, perché vogliono... Spieghiamo cos'è il SIL, perché a casa le sigle non le conoscono, perché è meglio anche spiegarle. Perché pensa che sia il SIL magari, dietro. È l'inserimento lavorativo dei ragazzi con disabilità, insomma. Quindi questi percorsi sono finalizzati a trovare il lavoro, ma se io pretendo da queste persone che devono diventare quasi normali per poter lavorare, vuol dire che io o sto sbagliando o non arriverò mai a quel punto, perché non saranno mai idonei al 100% come lo è una persona normale. Quindi vuol dire che questi percorsi probabilmente servono esclusivamente per inserire i ragazzi nel CEOD. Il CEOD è quel centro dove vengono inseriti i ragazzi con disabilità e fanno dei percorsi, fanno dei lavoretti, c'è qualcuno magari anche che funziona meglio, ma ce ne sono di quelli che non funzionano. Questi ragazzi si trovano sempre a essere a contatto con i loro simili, i loro coetanei, quindi hanno poca possibilità di crescita. Io credo che questa roba vada cambiata, perché l'unica categoria di persone che non ha un sindacato sono proprio i disabili, che li protegge e sono sempre lasciati a loro stessi, quindi speriamo che magari con gli ambiti qualcosa cambi e si trovi qualche altra soluzione, perché io sinceramente sono alquanto deluso, insomma, avendo un figlio disabile, quindi mi trovo un po' a disagio, insomma. Ecco, per quanto riguarda quello che invece abbiamo detto nella seconda parte, Bernardino, ecco, di questa burocrazia che anche in determinati eventi dovrebbe cercare di favorire, non di escludere, cercare di capire se è possibile fare quell'evento là oppure spostarlo da un'altra parte che ha tutte le qualità e le garanzie per farlo. La burocrazia secondo me è difficile da superare, perché la burocrazia è fatta apposta per creare difficoltà. Adesso io non so spiegarmi bene come cioè, direi dialetto, ma insomma... Parla indietro. No, la burocrazia è una faccia della nostra società che è stata creata ad hoc, è tutto un sistema che protegge chi crea la burocrazia in sostanza, perché
che se io voglio impedire di fare qualcosa ci metto di fronte alla burocrazia e ho risolto il mio problema. Avete visto che dice quello che dice la Mirella? Se io vado davanti a un dirigente, gli porto il progetto e questo non ha voglia di farlo, di rompersi le scatole e mi mette davanti a burocrazia, quando mi dicono ma mandi il progetto che vediamo perché la burocrazia, allora la Mirella prende il progetto e dice grazie, buongiorno, ci vedremo fra 10 anni. Allora Rinaldo da Venezia, cosa vuoi dire Rinaldo? Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Intanto si va a ammirare quello che fa, queste persone che sono qua. E dopo, il fa del bene per i suoi paesani, ma cosa c'è questi bastoni in mezzo alle robe? Se dei zingari, io occupa spazi con i carrozzoni, con le robe, mi fa quello che vuole, non cos'è questi paroli. Loro che fa del bene, ma cosa di queste robe? A me mi piace a tutti, veste tutto, ma a me con tutti i disabili, con tutta la gente, che i politici si renda conto, Mirella, perché non sei neanche giusto, gente così, bisogna tenersi a conto. Se vuoi che i paesi, non è stare, è comunità che si incontra, che sta insieme, che non ha magari mica tempo perché ora si trova, si parla, quello è vero, queste robe qua, ma no, non ti puoi, non ti dà una cosa, tu mi trovo, perché il paese è suo, il paese paga lui, e la burocrazia è un bidone, e è una roba che ha fatto i politici per conto suo, perché bisogna tirare via lui ai carni per evitare qualcosa, ma dove siamo arrivati? E poi paesi così, chi fa di tutto, la lei sì che può darsi fare quello che voleva, allora vedavo una dritta, adesso e sai costa pochi scherzi, come comprare un'Italia e sapere l'Italia e mezzo, spenderei non so, 700-800 euro, ma ti fa una festa e direi qualche dunga, perché conosco anche Aldo Cucchiarato, quello che aveva l'agriturismo, la faceva una festa, adesso è già in casa, pregamo a tutto, telefonare e dire Garito Rinaldo, dai una mano, per me conoscermi, e faceva una festa con pochi speri e contentare tutto il paese, non aveva bisogno di andare a Montebeuna e a passare casa vostra, perché avete il territorio, avete il SIL che dovresti sfruttarlo, e è una miniera il SIL. Ti insegna a volare i fiori, qui sei grandi, va a volare in regata, va a volare dappertutto, ma sapete, non c'è pericolo, perché nel fiume tranquillo, vedi 10 euro, vedi 4-5 barche che va via, non vedi più nessuno. E sì, guardate, una montagna d'oro, se è buono sfruttarla, e a basso costo, perché tutti i volontari vengono via di corsa, perché potete fare quello che vuoi, una bella miniera e a gareggiare, perché siamo anche bravi a volare. Puoi insegnare a voi partecipare alle regate, a voi quali sponsor che ne sei dalle vostre parti, perché lo conosco ben Treviso, anche se lei la conosco, c'è gente che la sei, figlia di voi. È pericoloso perché per quel paese non ti tiri fuori 4-5 mila euro se ti dà le robe che è poco, finché dà denaro, dovrebbe a ricordarsi. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, se no te sei un libro anche questa mattina, ma abbiamo capito le riflessioni che condivido. In pieno Rinaldo quello che dici, il problema è se c'è la volontà e la competenza, ecco qua, la meritocrazia, perché competenza vuol dire meritocrazia. Assessore, ecco perché non si riesce invece, come si parlava prima, di cercare di fare delle squadre valide, indipendentemente di quello che dice la burocrazia. Quello che abbiamo fatto, ad esempio questo villaggio, e il nome devo dirlo l'ha creato proprio Francesco Biasi, il villaggio delle associazioni. Sentite che bello questo nome, dice già tutto il nome, il villaggio dove tu ti ritrovi, che vuol dire inclusione, ma non solo questo, cultura, tanto è vero che ci sarà anche il Teatro dell'Oppresso, che noi abbiamo anche avuto ospite, questa meraviglia, Franco, vero? Allora, prego, tagliente. Sì.
Ma io riprendo proprio dal villaggio, dal termine villaggio, ed è quello che diceva prima Rinaldo, che tra l'altro ringrazio perché in 3 secondi, no, non proprio 3 secondi, un po' di minuti ci ha detto veramente un sacco di cose e ha ripreso probabilmente le cose che sono più importanti, anche nominato le sagre, dove noi, io e Bernardino tra l'altro, rispetto ai propri territori crediamo tantissimo, perché poi è lì che la gente si ritrova, ed è il concetto della comunità. La comunità non si ferma rispetto a determinate esigenze burocratiche, a determinate feste. La comunità ha un'esigenza semplice, che è sempre stata questa, perché nei paesi non è che ci fosse tantissimo una volta. Noi veniamo da una tradizione contadina, per cui le opportunità erano veramente poche e probabilmente erano molto più ricche, e probabilmente è là che dobbiamo un po' riscoprire il bello dello stare assieme. Da qui il villaggio delle associazioni, che è una cosa molto semplice, dove in realtà ognuno viene e porta quello che è. Anche se non ha un'associazione, io li inviterei comunque, perché se determinate persone si impegnano per il vicino di casa, comunque probabilmente molto di più dell'associazione, perché anche l'associazione poi si ferma a determinati canoni, però bisogna essere iscritti al RUNS, bisogna essere iscritti di qua e di là, e noi abbiamo delle associazioni spontanee che sono bellissime e che viaggiano veramente sugli interessi delle persone. La cosa veramente fondamentale è riscoprire il bello di stare assieme nonostante le proprie difficoltà, perché le difficoltà le abbiamo tutti, cioè, in ogni famiglia da sempre ci sono state determinate difficoltà. Io penso che la disabilità una volta era affrontata in maniera molto diversa, l'inclusione era una cosa normale, permettetemi il termine, il pazzo del paese non aveva modo di essere messo dentro un feudo o dentro una comunità. Veniva nascosto a casa molte volte però. Molte volte veniva nascosto a casa, oppure c'erano quelli che comunque veniva apprezzato comunque, cioè lui poteva girare tranquillamente nel paese, quello volevo dire. Oppure era il Sant'Artemio, oppure il Sant'Artemio, oppure il Gris, no, diciamolo tutto come stanno le cose, ma almeno avevano un punto di riferimento, perché adesso, poveretti, manca anche quello. Nel 2025 andiamo nello spazio, ma mancano i punti di riferimento, tanto è vero che li troviamo morti, li vediamo per strada che dormono, perché si stava meglio quando si stava peggio, forse è anche vero. Bernardino, si stava meglio quando si stava peggio, oppure tutto sommato si è fatto qualcosa, perché dobbiamo anche dirlo, perché sennò Bernardino mi dice che siamo massa pessimisti, meglio che giremo l'angolo, spigo, cioè è stato fatto qualcosa di importante. Basaglia ha aperto questi manicomi, ha detto basta, il problema è che non c'è stato il dopo Basaglia, perché adesso vediamo che mancano le strutture per determinate, ma dovrebbero essere strutture incluse, ma mancano le strutture, Bernardino, oppure come dicevo ieri mattina, queste persone dovrebbero essere inserite effettivamente nel lavoro. Allora, giustamente la Costituzione è chiara e dice che tutti devono essere uguali, il lavoro dovrebbe essere uguale per tutti, ma poi mi ritrovo anche con la CGIL ospite che la legge c'è per assumere questo mondo meraviglioso di persone diversamente agili, ma i numeri non tornano. Perché? Perché quando sentono la parola diversamente agile, come li chiama la Mirella, dicono lascia il curriculum, poi ci troveremo più avanti. Allora, se obbligassero le aziende a fare un percorso lavorativo, invece di impiegarli all'interno dei CEOD, parlo di quelli che possono uscire, naturalmente ci mancherebbe, non è mica che adesso dobbiamo cancellare tutto, perché ce ne sono anche che funzionano molto bene ed è giusto anche dirlo, con dei bravissimi operatori, e bisogna dirlo. Ma io direi cercare di inserire, come abbiamo fatto a Villa Margherita, le persone che riescono a lavorare direttamente nelle aziende. Cosa fanno tutto il giorno attorno a questo tavolo, poveretti? Perché non posso dire che Mirella dice, perché io li ho visti, per carità creano anche, ma come dice lui sono sempre tra di loro, con i soliti educatori, sempre quello, solo quello, portarli all'esterno, mamma mia, non vi dico cosa succede, anche perché tocchiamo un tasto delicato con la Mirella, meglio non toccarlo, però lo faccio dire a Bernardino così io sono a posto. Cioè, perché si fa fatica a far uscire questi ragazzi dalla quotidianità che dovrebbero vivere? Perché l'inclusione è questa l'inclusione, perché sono capaci di lavorare al centralino, in tante attività, il figlio fa il cameriere, guai toccare questa figura che per lui è il suo lavoro, dovrebbe diventare il suo lavoro. A un certo punto gli dice, ma te può anche cambiare lavoro, cioè, vi rendete conto? Prego Bernardino.
Il discorso è piuttosto complesso, nel senso che rispetto a una volta c'è stato un miglioramento, perché una volta non potevano neanche entrare a scuola i ragazzi con disabilità, quindi da questo è un lato positivo, nel senso che almeno quello l'hanno fatto. Il problema secondo me è che bisogna che si potrebbe anche obbligare le aziende a fare un certo percorso, perché certi obblighi ci sarebbero già. Ma il problema, secondo me, è sociale, nel senso che bisogna cercare di fare, e la politica questo è lacunosa da questo punto di vista, fare un percorso di coinvolgimento delle aziende. Adesso noi per esempio portiamo i ragazzi con disabilità a servire nelle sagre, per esempio, quindi facciamo vedere che ci sono e che hanno delle capacità. Bisognerebbe che gli industriali, artigiani, o che so io, tutta la gente... I ristoranti, ritrova camerieri magari. I ristoranti. O i bar. Si rendessero conto che se una persona può dare 15, 20%, 30%, avessero la possibilità di dare quello che possono dare, perché allora avrebbero dignità le persone, perché solo attraverso questo modo si dà dignità alle persone. Se io li metto per conto loro a stare dentro un CEO e sono là a fare piccoli lavoretti così, sì, piuttosto che niente, o che siano a casa, forse è meglio che così, però la società dovrebbe fare un piccolo passetto in avanti per poter arrivare effettivamente all'inclusione totale. Questa è la realtà. Se uno più forte non aiuta il debole, o quello più ricco non aiuta il povero, ci siamo creati la mentalità di guerra, perché il più forte prevale sempre, e se abbiamo fatto questa mentalità poi è inutile che andiamo a fare manifestazioni per la pace, perché se questo è, noi viviamo solo per fare profitto, non viviamo per niente altro. Questa è purtroppo la realtà. Speriamo che cambi qualcosa, non lo so. Bernardino, cosa ti dice tuo figlio quando parli insieme, quando ti confronti con lui dopo a fine giornata, quando rientra? Cosa dice questo? Quanti anni ha intanto Bernardino? 24 anni. 24 anni. Un ragazzo Down che ha 24 anni. Cosa dice questo ragazzo? L'ultima volta mi ha detto: io sono molto deluso perché mi dicono che posso lavorare ma non mi trovo il posto di lavoro, non so come fare, è scoraggiato, mi dice mi viene sul magone. E viene anche a Bernardino, poi meglio che andiamo dall'assessore. Assessore, ecco, come aiutare questo papà che sta cercando di mettersela tutta, addirittura si è inserito anche in politica per vedere un po' come vanno le cose, se si può migliorare, se non si può migliorare, perché bisogna toccare con mano quella che è la realtà. Prego, Assessore. Intanto permettetemi di ringraziare pubblicamente anche Bernardino. L'ho fatto con Mirella e credo sia opportuno farlo anche con Bernardino, perché poi trovare dei papà che si impegnano dopo aver fatto anche determinati percorsi di vita che non sono così semplici, si rimettono in moto e sono propositivi rispetto anche a un'azione amministrativa, non è da poco e non sempre è così compreso da tutti, per cui mi permetto veramente di ringraziarlo. No, a me viene in mente una cosa, che probabilmente il problema è che chi include a volte ha molti più problemi di chi va incluso. Io conosco determinate realtà anche non solo aziendali ma anche pubbliche di amministrazioni, e la capisci che il Davide è la vera ricchezza, come tutti i nostri amici, Mirella, che ci abbiamo conosciuti, per cui loro sono veramente le persone sane e il problema sta fuori e non sta tanto nei ragazzi con disabilità, e quindi creare un'inclusione con le persone che hanno determinati problemi è un disastro. Io poi seguo per lavoro anche gli adolescenti e lì capisci che chi manca veramente poi sono le famiglie, ma non è che mancano perché non hanno voglia, non hanno abilità, diamo gli strumenti, mancano perché non ci sono, mancano perché comunque la società ti chiede di essere performante, devi lavorare dalle 7 del mattino fino alle 18, devi portare a casa determinati soldi. Ed è lì che bisogna incidere, dobbiamo tornare al villaggio, al discorso del villaggio, e per quello, e qua torno anche a quello che succederà domani. Pioggia, noi comunque lo faremo qualcosa, giusto Mirella? Noi ci saremo. Noi ci saremo, perché comunque bisogna tornare a un discorso di relazioni, di villaggio, di persone che si parlano, che si emozionano, che sanno stare insieme, che bisticciano, perché no, ci sta anche qualche bel baruffone, sano, come se fa di solito. Però torniamo al villaggio perché sennò non ne veniamo fuori. Il villaggio che poi includerà anche questa
questa voglia di far capire da parte di tutte le associazioni che noi ci siamo, ma ci siamo per includere anche quei ragazzi che non sanno cos'è il volontariato, perché non lo conoscono, perché non ce li portano, perché fanno la lezioncina in classe ma loro vogliono essere protagonisti, perciò finita la lezioncina noi non li abbiamo, perché abbiamo tutte le associazioni di volontariato in crisi con i giovani, non ci sono, eppure ci sono questi giovani e questi giovani in qualche maniera dobbiamo andarli a prendere per mano noi, non c'è niente da fare, se no nessuno te li manderà e loro non arriveranno. E noi faremo proprio questo, cercheremo di includere quei ragazzi che verranno domenica per far capire il mondo del volontariato, anche a quelli più difficili. Ecco, io spero che anche quelli più difficili, quelli che hanno superato l'asticella, capiscono che c'è un momento dove loro possono incontrare delle persone per cambiare anche questo percorso che, guardate, li distruggerà, non c'è niente da fare perché hanno il nemico dietro l'angolo, loro non riescono a capirlo ancora, ma ce l'hanno, che è la droga, che è l'alcol, che c'è l'esclusività. Avete sentito sui giornali quell'assessore perché solo è marocchino non trova casa, poi dice che Mirella non ha ragione di parlare che siamo razzisti qua al profondo nord, e come che siamo, ecco, lo viviamo, noi che siamo in prima linea lo viviamo. Assessore, cosa dice? Ma sì, poi Mirella, io purtroppo quando si parla di giovani, che vuol dire futuro, io vado fuori di testa, nel senso che secondo me ai giovani manca l'opportunità di essere protagonisti della società, partendo anche da cose molto semplici. Noi abbiamo delle associazioni che difficilmente aprono le porte ai giovani, cioè quando tu fai anche, prendo un esempio la sagra, ma non perché le nostre sagre sono questo. In generale? In generale. È che se tu apri la porta ai giovani devi dargli l'opportunità di essere veramente presente, e questo a vari livelli, perché i giovani non sono scemi, non sono perché uno ha 16 anni o 18 anni, non è che deve star buon là sentà, giusto per essere chiari, intanto impara da me, non è quello, è il concetto è che uno così te lo bruci, cioè i ragazzi vanno all'estero perché? Perché qua in Italia non trovano l'opportunità reale di essere protagonisti della nostra società. Io ho l'opportunità di entrare in classe e scopri veramente che i ragazzi sono ben oltre noi, vuoi anche per i social, vuoi per evoluzione, ma questi sono avanti anni luce e noi non comprendiamo questi, per cui a noi fa comodo tenerli seduti su una classe, seduti all'università fino a 30 anni e non gli diamo l'opportunità di spaccare il mondo, e loro sono pronti per spaccare il mondo. Noi a 18 anni, Bernardino. Volare alto. Volare alto. Noi a 18 anni una volta, io un po' meno, perché poi, però a 18 anni veramente eri fuori. La vita te la facevi, adesso a 18 anni sei solo quello che ha finito la maturità e hai una vita davanti, e questa roba qua veramente poi ti blocca. Eppure io e lei, assessore, abbiamo fatto un giro proprio in questo parco dei Morelli, dove è bellissimo, ci sono proprio strutture proprio adatte anche al mondo inclusivo e non solo, ci sono le giostrine, c'è tutto, una meraviglia. Eppure non c'era un bambino, eppure la strada passa proprio attraverso case e caseggiati. Cos'è che non va? Perché sì, il bambino non esce, ma alle 4, ma quali 4? Alle 2 eravamo già che giocavamo nei cortini fino alle 6, 7 di sera, poi dovevano veramente urlare perché ritornassimo all'interno, devi venire a casa, basta giocare. Una volta addirittura diceva non giocare tanto perché sennò te viene fame e non c'era da mangiare. No, pensate voi, no, perché bisogna dirlo. Io mi ricordo che c'erano dei bambini che non potevano giocare perché i genitori veramente dicevano se giochi poi ti viene fame. Guardate che bisogna dirle anche queste cose. Ma adesso invece che non c'è questo problema, c'è il problema del bambino chiuso in casa e da solo non può uscire, non ce la fa, non può difendersi perché non conosce quello che è l'esterno che conoscevamo noi, perché c'era già una comunità prima, i cortili, che fin da eri in culla ti accoglieva e tu già vedevi facce nuove, verde, spazi. Adesso vedono le case. Certo. Prego, assessore. E adesso li tengono a casa col geolocalizzatore, quindi telefonino, e non puoi uscire. Ma è chiaro, alle 4 i genitori lavorano o sono altrove e i ragazzini sono a casa fino alle 6.
e sono a casa veramente poi con un mondo, perché lì la pericolosità, qui abbiamo veramente un mondo e ce l'hanno veramente dalla quinta elementare. Il telefonino viene regalato in quinta elementare di solito e viene regalato perché i genitori hanno bisogno di sicurezza rispetto al controllo del figlio, però non sanno che dietro a sta roba c'è un mondo, per cui lo tieni a casa, gioca, si sa, mio figlio gioca sul telefonino, gioca, fa Minecraft, ci sono dei giochi veramente brutti, ma brutti, perché poi lì veramente se hai 12 anni e giochi tutto il giorno a fare la guerra, è chiaro che a 12 anni la mente veramente poi va verso altre cose, e se ci giochi 7-8 ore al giorno veramente vai fuori di testa, per cui è chiaro che il villaggio, e qua torniamo veramente al concetto del villaggio, va riscoperto. Il parco era un'opportunità, nel senso che noi ci avevamo lavorato tanto, poi Bernardino fa parte anche di Polaris, che è l'associazione che gestisce il parco, ed è una scommessa grossissima che noi abbiamo fatto, dove l'inclusione, le persone, le famiglie devono trovare una casa dove vai lì, stai con gli altri, gli anziani. Poi apriamo che magari che dopo lo apriamo, abbiamo anche il video. Bene, sì, anche gli anziani veramente sono soli in casa. La solitudine dell'anziano è reale, perché è chiaro che adesso a 80 anni, 70 anni i nipoti non ce li hai più perché hanno tutti i loro problemi e li abbiamo appena detti. I figli lavorano e per cui tu ritrovi casa da solo, e magari perché poi magari sei una coppia, ti muore il coniuge, sei veramente poi da solo doppiamente e sei veramente solo, e la solitudine fa male, perché non è il sentirsi sole, è devastante, e quindi per gli anziani è veramente brutto. Allora andiamo a vedere, prima vediamo questo, proprio visto che parlavamo di ragazzi, l'assessore Francesco Biasin con le baby gang. Andiamo a vedere. Quest'estate. Parlare ancora una volta di ragazzini poi di 15 anni che sono incontrollabili, non gestibili e che combinano un sacco di casini, anche seri, a noi fa male. Ragazzini di 15 ma anche 12-13 anni, coinvolti in fatti di cronaca violenti che impongono riflessioni, non giudizi. Un'escalation, quella vissuta nella settimana di Ferragosto a Silea, fino all'arresto del giovanissimo che sta inanellando qui e nei comuni vicini aggressioni, danneggiamenti, scontri con le forze dell'ordine. Il meccanismo è saltato, dice l'assessore al sociale, che di mestiere fa l'educatore professionale dell'ULS 2 e che con i ragazzi lavora da sempre. Serve assolutamente una riflessione generale, servono strumenti nuovi, per anni funzionavano i centri giovani, si lavorava in strada, sono cambiati i ragazzi, è cambiato l'uso di sostanze, è cambiato i social, li hanno cambiati, non lo so, è cambiato completamente tutto e servono risposte completamente nuove. La prevenzione ma anche il contenimento dei soggetti difficili senza arrivare al carcere. Anche le stesse comunità per minori devono essere riviste, qui arriviamo con situazioni di comunità dove in realtà i ragazzi ci stanno un giorno, ci stanno un paio d'ore e poi fuggono. Dietro al disagio, uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci, solitudine, difficoltà di inserimento, di integrazione. Tutto questo, se non viene gestito in maniera organica e seria, diventa una bomba sociale ed è quello il problema. Stiamo parlando di ragazzini di 14-15 anni. La rete c'è ma non funziona, conclude Biasin, con le solite regole applicate finora nei confronti dei ragazzi. E loro sono in balia di se stessi oppure di un gruppo che tra l'altro diventa devastante, perché poi la reperibilità delle sostanze è ovunque, basta andare in autobus e si trovano le pastiglie, per cui veramente è questo il grave. Allora Bernardino, so che volevi aggiungere qualcosa a queste parole veramente anche che fanno molto riflettere dell'assessore Francesco Biasin. Sì, collegandomi alla faccenda dei ragazzi che sono praticamente abbandonati a loro stessi, mi viene in mente che è dimostrato che nelle classi dove ci sono i ragazzi con disabilità ci sono meno bulli. Nelle aziende dove c'è qualche persona con disabilità, il rapporto che si crea fra i vari dipendenti è più favorevole anche al profitto. Quindi il valore non è che la disabilità venga così a caso, purtroppo ci siamo capitati nella disabilità, è un dramma che dobbiamo tenerci. Dobbiamo valorizzarla per quello che è e lo scopo che ha nella nostra società. Questa è la realtà. Per quanto riguarda i ragazzi, secondo me, se comincia con i genitori, bisogna che impariamo a entrare in relazione con questi ragazzi. Bisogna che creiamo... bisogna dialogare, bisogna capire, bisogna chiedergli ma tu chi sei, io ti capisco, bisogna andare avanti, non possiamo
e dopo creare una rete di amicizie in maniera che se i ragazzi magari per qualche motivo non riescono a confidarsi con i genitori, magari trovano qualche amico, una volta c'era il padre spirituale, adesso non sanno nemmeno cos'è, ma che potrebbe aiutare queste persone, perché magari gente che ne conosce un po' di più, che sa come rapportarsi, ci sarebbero tante cose da fare. Purtroppo il problema è sempre lo stesso, insomma, che viviamo sul profitto, quindi non abbiamo più tempo, non c'è niente da fare, i due genitori lavorano, la scuola dovrebbe essere riformata, così è la situazione. Allora, finiamo e terminiamo questa prima parte della pubblicità con Dividi e Timpera, questa è la verità. Pubblicità. Siamo con l'assessore all'inclusività e non solo, Francesco Biasin di Silea, assieme a Bernardino Benedetti, papà di un ragazzo diversamente agile, io lo chiamo così, diversamente agile, perché è così, ma soprattutto anche consigliere, ecco, per l'inclusione sempre il comune di Silea, che voleva aggiungere anche un'altra cosa, perché stanno nascendo altri villaggi, anche un altro villaggio. Cosa vuoi raccontarci, Bernardino? No, abbiamo in mente di fare con l'associazione Picos una serie di attività in un terreno che è di mia proprietà, che dobbiamo cercare di creare un villaggio solidale. Cosa vuol dire villaggio solidale? Vuol dire che all'interno di questo villaggio ci potrebbe essere delle persone con disabilità, persone normodotate, ci possono essere dei laboratori che magari la gente in pensione che faceva l'artigiano viene là a insegnare a lavorare ai ragazzi, facciamo un campetto da pallacanestro, facciamo un campetto di pallavolo, creiamo gli orti sociali anche per gli anziani, che chi vuole venire a coltivarsi 100 metri quadri di terreno lo mettiamo a disposizione per quello, solo che c'è un po' di burocrazia, nel senso che prima che parta ci vorrà un anno e mezzo, insomma, quindi ci vuole il tempo che... Comunque l'idea c'è. L'idea c'è. Adesso cerchiamo di portarla avanti e speriamo che l'apparato statale, non so come si possa chiamare, burocratico che so io, ci dia anche una mano su questo, insomma. Assessore, cosa dice di questa bellissima idea che ha avuto questo papà? Ecco, perché il dopo di noi è anche questo, no? Cosa farà mio figlio? Come posso aiutare mio figlio? Visto che trovo un muro da un'altra parte che non riesco a superare, che è il lavoro, cercare di superarlo in un'altra maniera, mettendomi anche a disposizione quella che è anche la mia proprietà, pur di vedere realizzato questo sogno di questo papà di fare inclusione, ma insegnare a lavorare per poi trovare un posto di lavoro e non sottopagato. Una giusta retribuzione, perché calma, certo. Qua Bernardino si da discutere anche su sta cosa qua. Grazie Assessore Biasin. Sì, noi 3 anni fa, ormai 4 anni fa, siamo partiti con questa idea e tra l'altro ringrazio ancora Bernardino perché poi lui si è rimesso in moto per questa motivazione. E poi il villaggio solidale che vorremmo fare noi è qualcosa che va oltre il centro per disabile oppure la comunità alloggio per minori, era proprio creare il villaggio. E qua torniamo a domenica, Mirella, perché non ci si può fermare a una problematicità singola, quindi la psichiatria, la dipendenza, c'è la disabilità. La nostra scommessa è andare oltre, è quella di creare un'opportunità dove delle famiglie con determinate difficoltà, ma abbiamo capito che poi le difficoltà non ci sono, perché poi io conosco Davide, il figlio, e come tutti quanti i suoi amici sono molto più bravi di me e sono veramente poi i veri amici che bisogna cercarli. Quindi l'obiettivo era quello ed rimane questo. Abbiamo delle difficoltà perché vanno dette perché poi anche a livello nostro comunale non è così semplice mettere in moto tutta un'organizzazione particolare, ci sono i piani di zona, bisogna metterlo dentro determinati obiettivi, vanno sistemati, e manca strada, e manca cosa, bisogna fare la variante. Però noi non molliamo, perché siamo come Mirella, per cui via, non si può mollare. Caterpillar, sempre avanti. Lorenza da Mestre, vai Lorenza! Sì, buongiorno Mirella. Buongiorno. E i suoi ospiti. Volevo un attimino soffermarmi il discorso dei giovani, no? Che una volta che prendono la maturità, sto guardando in questo momento, però non ci siamo mai posto il problema praticamente sulla natalità, cioè coppie, io conosco coppie di giovani che decidono di non fare figli.
anche perché come prospettive purtroppo sono ma molto molto carenti. Poi c'è il discorso di come a livello organizzativo, a livello familiare, non è facile, specialmente in questi periodi. Io chiaramente sono di vecchia generazione ed era tutt'altra cosa, anche se lavoravamo in due. Poi vabbè, ci sono state delle circostanze abbastanza tristi e quando vengono a mancare un po' tutti, ovvio che ti trovi anche un pochino. Io volevo chiedere anche una cosa, queste iniziative che l'assessore di Silea sta parlando, sta citando, eccetera, è possibile che nell'ambito della terraferma di Mestre ci sia qualcosa di questo tipo? Ti ringrazio. Cara Lorenza, prego Assessore, grazie Lorenza. Che tanto stiamo parlando di Mestre e terraferma, il veneziano è sempre stato veramente all'avanguardia su questo, perché io vengo da una formazione, ho fatto la mia scuola a Mestre di educatore all'epoca, dove c'era un'apertura pazzesca. Non so, io mi soffermerei sul discorso dei diciottenni che hanno paura di fare determinate scelte. Io credo sia tutto logico, perché se uno non ha la sicurezza di cosa succede domani non mi muovo. Noi stiamo facendo adesso un progetto sull'autonomia dei diciottenni, una cosa molto semplice. Abbiamo un appartamento dell'Ater libero, no, non è neanche dell'Ater, è un appartamento di proprietà del comune, dove noi vorremmo fare un'esperienza un po' particolare, cioè ospitare dei ragazzi che non hanno determinate fragilità, difficoltà, però vorremmo dargli l'opportunità di fare 6 mesi in autonomia, staccati dalla famiglia. Chiaramente avranno l'opportunità comunque di sentirsi, eccetera, però di crearsi la loro vita, la loro strada, con degli educatori che li seguono e che gli danno la prospettiva altra. È vero, i ragazzi sono a casa, a 18 anni non si sa più cosa fare, e lì è il dramma. Sul veneziano io so che c'è veramente tanto, però anche qui poi ci soffermiamo, c'è tanto, ci sono tanti progetti. Bisogna capire quali sono veramente poi incisivi e seri, perché poi quando si presentano dei progetti per i giovani ci sono un sacco di cose, però poi bisogna capire se veramente poi funzionano. Andiamo a vedere anche questo servizio Anziani Soli Silea, poi lo commentiamo con l'assessore Francesco Biasin e col consigliere Bernardino Benedetti. Ci sono veramente delle sacche di solitudine, di situazioni di difficoltà, non solo anziane, questo è un po' il segno dei tempi, ma anche di età intermedie, no? E che quindi necessitano assolutamente in qualche maniera di essere colte. Per colmare questo vuoto, il Comune di Silea, insieme ai servizi sociali e al coordinamento volontariato di Treviso Sud, forte dell'ottima esperienza fatta a Mogliano e Casale, ha attivato una linea telefonica gratuita che tutti i pomeriggi, indicativamente dalle 15 alle 17, offrirà sostegno e una voce amica a quanti vorranno farne richiesta. Una sinergia nata durante i tempi del Covid, quando i volontari avevano intercettato il bisogno enorme di contatto nelle persone. Le persone sole sono moltissime, esistevano le grandi famiglie, i nuclei piuttosto numerosi, ora le persone sono sole, a casa si trovano sempre da sole, non hanno più il nipotino, il figlio vicino, anche se hanno figli, i figli lavorano comunque lontani, hanno figli che lavorano a Londra, hanno il figlio che lavora a Milano e non abbiamo più quelle piccole, quelle famiglie dove comunque tutti tornavano alla sera, si ritrovavano, no? Alla sera sono soli. Noi l'abbiamo sentito moltissimo quando c'è stato l'inizio del Covid. Le persone ci chiamavano per un farmaco, perché consegnavamo le spese e non ci lasciavano più al telefono. Il Comune metterà a disposizione 1.000 euro, un telefono, la formazione per i volontari e anche una saletta per incontri personali qualora ce ne fosse bisogno. Noi auspichiamo veramente che questo sia un progetto che entri in ogni casa, perché poi il rischio è che abbiamo un sacco di numeri di telefono che però rimangono lì sopra le nostre scrivanie, le nostre camere. Dateci una mano anche a far passare questo numero di telefono, che non è solo questo, è un'opportunità un po' per tutti. Il rischio è che gli anziani non chiamino. L'anziano ha proprio paura di telefonare perché esprimere un disagio affettivo, un disagio di solitudine è difficile. Loro provengono da una società dove queste cose non si dicevano, non si facevano. Ma cosa dici? Ecco, esprimono un bisogno materiale. Ho bisogno del farmaco, ho bisogno del pane, ho bisogno del latte, ma ho bisogno di parlare, è molto molto difficile.
E come si accolgono queste persone lo spiega la signora Edda, una delle volontarie che risponderà al 376 23 80 907. Lasciare che ci raccontino quello che vogliono, quello che hanno piacere di tirar fuori e cercare di essergli vicini, questo sì, di essere empatici con loro. Allora, come commentiamo questo servizio? Non solo i giovani ma anche gli anziani hanno bisogno, diversamente giovani come chiama Mirella. Io non riesco a capire perché usiamo ancora sta parola, disabilità, anche qua. Cioè con queste etichette, Bernardino, volevo chiamare Davide, io ho Davide, forse anche quello che non abbiamo capito che dovevamo fare da subito, non dire Down, non dire altri nomi, ma chiamarlo per nome, che forse non saremmo arrivati a questo punto. Assessore. Qui il tema è grossissimo, è quello della solitudine, la solitudine dell'anziano. Mi ricordo la canzone di Renato Zero che diceva vecchio, sei vecchio e non conti più nulla. In realtà ed è quello che rimane. Gli anziani sono un po' come i giovani, sono una ricchezza pazzesca perché vengono da esperienze che noi ce le siamo perse, da epoche ormai diverse, per cui sì, anche il discorso dei social loro non ce l'avevano ed è per questo che vanno riscoperti, però molte volte rimangono soli. Poi è chiaro che allora, noi siamo partiti con un'idea molto semplice che è quella chiedici aiuto, però fra le righe veniva fuori che difficilmente l'anziano chiede aiuto, perché è giusto così, è gente che poi ha una certa dignità, ha una certa storia e per cui muore in casa ed è lì la solitudine, è il sentirsi soli, che dicevo prima, che fa male. Non è l'essere soli, a volte chiunque di noi, poi noi che siamo in giro tutto il giorno lo sappiamo, abbiamo bisogno di stare veramente a volte soli e riscoprire un po' chi siamo. È il sentirsi soli che fa male e per cui creare una rete di sostegno anche agli anziani è essenziale. Quello che però traspare tra le righe è che io a tutti i sindaci che ho ospiti, ne ho veramente tanti anche questa mattina, ho chiesto di fare un censimento, di sapere chi vive nel proprio territorio come si faceva una volta, in maniera che tu sai chi è in difficoltà con questo censimento, specialmente che riguarda le fragilità, che non sono solo diversamente giovani ma anche giovani. E devo dire che il sindaco di Ponzano Veneto, che mi ha ascoltato e l'ha fatto, ha detto Mirella devo ringraziarti, è venuto proprio davanti, ha detto perché l'ho fatto e mi sono accorto che forse non conoscevo la realtà. Allora capisce che forse non è Mirella che deve dare questi input, perché queste sono persone che hanno nome e cognome, pagano le tasse e hanno tutto il diritto di essere conosciuti, di non essere invisibili. Allora se non funziona, perché loro non possono arrivare ai servizi sociali, non possono, molte volte perché hanno la difficoltà del trasporto, oppure hanno case che non hanno neppure l'ascensore, come mi arrivano le telefonate. Siete voi, assessore, che dovete arrivare a loro, suonare il campanello, vedere come sta, ecco, perché questo dovrebbe essere il lavoro dei servizi sociali e all'interno degli uffici mettere magari queste persone che possono rispondere al telefono, prendere gli appuntamenti in maniera che quando l'educatore o l'assistente sociale arriva, nei giorni che non sono presenti in ufficio, ci sono queste figure che fanno una lista, ecco, e chi è arrivato e chi non è arrivato, ma intanto il servizio sociale è andato in casa di queste persone a vedere e sentire il sindaco di Ponzano, che ringrazio, ma non è che ho fatto niente di più, mi ricordavo una volta che si facevano i censimenti, quanti metri quadri hai il frigorifero, la televisione, dove dormi. Forse tornare indietro non sarebbe male. Assessore Biasin, cosa dice? Io ho preso nota, perché poi sì, bisogna veramente poi mettersi anche in discussione continuamente ogni giorno, soprattutto se uno ha determinate responsabilità. Il censimento è una bellissima idea, perché poi noi cataloghiamo le persone come anziano, disabile, però abbiamo delle categorie, rimanendo nelle categorie di persone, io ho sempre abbiamo un sacco di papà separati che sono veramente da soli, per cui poi per diversi motivi eccetera, persone che comunque poi arrivano alla fine di un matrimonio e che si trovano veramente da sole, ma come determinate mamme che quotidianamente diventano, seguono come si chiama? Le mamme che stanno a casa, la casalinga, ormai non esiste più. Gabriella da Mogliano, vai Gabriella!
Buongiorno, è una bella iniziativa quella che ha fatto, però devo dire che sto ragazzo o sti ragazzi invece in una macchina, perché anche a sti anziani sarebbe anche a portarli dal dottore, un verso che altro, e venirà brutti tempi perché io la sappi là, però ho capito tante robe, perché ero con una signora che la sapeva tante robe. E la vita che venirà tempi che è giusto andare a abitare con tanta gente, però dopo non vorrei che si presentasse gli extracomunitari, bisogna stare molto all'occhio. Allora Gabriele, grazie della telefonata, non è l'extracomunitario ma è la persona che arriva, ci sono gli educatori per questo, sono persone veramente che sanno fare il loro lavoro perché ce ne sono veramente di bravissimi. Abbiamo associazioni, Gabriella, vedi che non sai, che hanno non mezzi di trasporto di più, polmini a nastro, fermi perché magari fine settimana non si sa dove andare, invece noi dovremmo anche alla domenica, se facciamo i volontari, andare a suonare i campanelli. Ciao Maria. Allora noi, non lo dico il nome, siamo andati proprio l'altro giorno a trovare una persona, ecco, siamo andati a casa sua, abbiamo bevuto il caffè, eravamo in 8 e abbiamo visto com'è la situazione e da là si parte. Cosa ha bisogno quella persona? Come posso aiutarla? Però bisogna toccare con mano e vedere la realtà, questo bisogna fare e questo vale anche per le sagre. Ho detto al presidente della Proloco che avremo anche fra poco e mi ha dato ragione, inutile mandare mail, telefonare, bisogna suonare il campanello come una volta. Scusa, faccio sta festa, vieni tu con tuo figlio a darmi una mano, magari anche a tutta la famiglia, suonare, tirarli fuori, perché loro non risponderanno alla mail, moltissimi di loro, dicono che non hanno sentito il telefono, che è silenzioso, bisogna andare a suonare i campanelli, Francesco Biasin, come si faceva una volta. Faccio questo, mi dai una mano? Di fronte alla persona difficilmente trovi un no, difficilmente, perché lo guardi bene negli occhi e sai se ti racconta una bugia. Perciò io sono convinta che dovremo... Per questo il villaggio servirà a far sì che ci muoveremo noi, andremo a trovare noi le persone. Ecco, questa è la mia idea con le associazioni che sono in grado di fare questo. Perché guardate che abbiamo psicologi, abbiamo educatori, ma veramente dei professionisti seri. Non è che abbiamo volontari che sanno solo dare la borsa della spesa. Cioè noi abbiamo le professionalità, o sbaglio Bernardino? Sì, noi ne abbiamo tante professionalità. Il problema è sempre la mentalità della società, perché praticamente gli anziani sono paragonati come la stessa cosa delle persone con disabilità. Allora, le persone con disabilità hanno il CEO, gli anziani hanno le case di riposo. Se io come parente di un anziano che è in casa di riposo, per entrare in casa di riposo devo chiedere un permesso, vuol dire che se vado a Santa Puna devo chiedere il permesso, ma se devo chiedere il permesso per andare in casa di riposo vuol dire che l'inclusione non sappiamo neanche cosa sia. E dobbiamo, perché non sono tutte le case di riposo così, quindi vuol dire che non è la burocrazia, la legge che mi impedisce, perché magari porto dentro malattie o che porto chissà che cosa. C'è probabilmente la volontà. La burocrazia è creata apposta per dividere, per fare in maniera che meno vengono a contatto, meno problemi ci sono per chi gestisce, questa è la realtà. Purtroppo bisogna cambiare la mentalità, bisogna che la società si ribelli a questo stato di cose, non è possibile che io vado in casa di riposo, devo chiedere il permesso, dovrebbe essere come la casa mia. Lo chiederemo al direttore Pavan che ho avuto ospite anche ieri, che lui dice porte aperte dappertutto, poi Bernardino dice di no, perciò sentiremo anche chi di dovere per cercare di capire meglio. Andiamo a vedere questi diversamente agili a Silea. Si sono date appuntamento al Parco dei Moreri di Silea per aspettare Babbo Natale tutte insieme. Sono le realtà e le associazioni che lavorano per l'inclusione nel territorio trevigiano, convinte che a Natale si possa fare un passo avanti per coinvolgere i cittadini. Una mission che ci ha dato il Comune di sviluppare attività inclusive volte all'inclusione non soltanto della disabilità ma anche di tutte le marginalità, tipo pazienti oncologici, baby gang, anziani con depressione, solitudine, per cui ci rivolgiamo veramente a tantissime persone con fragilità. Il valore aggiunto di questo evento, diciamo, è che viene co-costruito e quindi
non c'è un evento precostituito a cui tutti aderiscono, ma viene costruito a più mani. Per noi spero veramente diventi una tradizione, in realtà arriva Natale e creare un clima natalizio che vale per tutti e che rappresenta un po' le solite cose, l'amicizia, l'amore, stare insieme e quant'altro diventa fondamentale. Noi ci crediamo. Da 3 anni si promuove qui la conoscenza e la condivisione di progetti tra associazioni e realtà pubbliche e private che promuovono l'inclusione a tutti i livelli, con la volontà che questo appuntamento diventi sempre più una tradizione lunga e condivisa. E andiamo a vedere anche il co-housing a Silea. Abbiamo 2 realtà private che aprono le loro case per accogliere 9 ragazzi, che poi sono sempre ragazzi con disabilità. Il Comune dà il benvenuto a 8 nuovi cittadini speciali, gli ospiti di 2 co-housing inaugurati a Silea e a Sant'Elena, e ha ospitato la firma della convenzione tra Auser Polaris e la cooperativa sociale Picos, primo passo verso la realizzazione del villaggio solidale Terre di Vita, progettualità che comprende una serie di azioni specifiche per favorire l'inclusione diffusa di persone con fragilità. Per noi è importante perché abbiamo 9 concittadini nuovi e questo vuol dire attivare tutto un percorso territoriale di coinvolgimento dei ragazzi, come si fa con tutti quanti gli altri concittadini. L'attenzione qui chiaramente deve essere doppia. I 2 co-housing rappresentano infatti una proposta di residenzialità innovativa che punta a rendere autonome le persone con difficoltà da un lato e dall'altro sviluppare responsabilità da parte della comunità che li accoglie. E tutto poi sarà concretizzato verso l'inizio del 2025, perché noi aspettiamo di conoscere, siamo ansiosi di conoscere i nostri nuovi concittadini che verranno ad abitare a Silea. Il villaggio solidale, perché davvero rappresenta l'unione di una sinergia importante tra associazioni che si occupano di inclusione e disabilità come Polaris, come Auser, ma in unione con le forze della cooperativa Picos. Ci portano un progetto davvero di alta qualità che può pensare a dare una risposta a delle nuove domande, alle fragilità odierne di tutti i tipi, non solo quelle della disabilità. Cominciamo ad affrontare il tema dell'abitare da un punto di vista diverso. Allora, Bernardino Benedetti, come ci saluti? Cosa vuoi dire come ultimo messaggio? Speriamo che l'inclusione, che è una parola così tanto conclamata, venga messa a terra, nel senso che ognuno nel suo piccolo possa cercare di cambiare la mentalità che c'è adesso, insomma. Speriamo che la politica si dia da fare, speriamo che le istituzioni ci aiutino, ma no, perché probabilmente non servono neanche tanti soldi. Il problema è che serve includere le persone che sono persone a tutti gli effetti, non sono delle cose, non sono, e aiutano alla società, fanno un bene, e quindi dobbiamo trovare il valore che ha la disabilità, semplicemente. Unendo anche le forze noi, ecco, non deve essere divisi ma essere uniti, e questo faremo domenica. Assessore Biasi, che messaggio vuole lasciare questa mattina? Ma ci vediamo domani, che è il messaggio più grande che vi lascio, e ringrazio Mirella perché qui c'è la relazione. Io credo che il successo del futuro credo che sia proprio riscoprire la relazione, la possibilità di essere liberi, trasparenti, di poter dire quello che si pensa, e quindi grazie Mirella, perché trasmissioni così ce ne sono veramente poche. E io ringrazio anche l'assessore Biasi, ma soprattutto tutta la giunta di Silea, il sindaco Rossella Cendron, che spero anche di averla ospite presto. Oggi era impegnata, ma veramente la ringrazio per questa disponibilità che ha dato a questo villaggio, mettendo a disposizione questa area meravigliosa che è nel Parco del Sile, e veramente grazie a questo sindaca Rossella Cendron del Comune di Silea. Pubblicità.
Abbiamo 73 milioni di presenze turistiche in Veneto e il 66% dei turisti sono stranieri, tanto è vero che già la scorsa estate la Pedemontana ha avuto delle giornate fine settimana col bollino rosso perché molti tedeschi transitavano attraverso la Pedemontana. Numeri che fanno riflettere sulle opportunità economiche per i nostri territori, in particolare per quelli come Cimadolmo che si identificano in eccellenze uniche come l'asparago. Prodotto di nicchia, come per Badoere e Bassano, ora legati insieme da un percorso dedicato per proporsi sui mercati internazionali lasciando da parte storici campanilismi. Sono il sale della promozione i campanili e io non lo vedo in maniera negativa, è giusto che ognuno sia legato al prodotto del proprio territorio perché è l'identità e la storia del territorio, quindi noi non dobbiamo pensare che la carne sintetica sia il futuro è l'asparago bianco di Cimadolmo, quello del Sile di Badoere, Bassano, insomma ognuno ha la sua produzione tipica. Si ricordi che in Veneto abbiamo 350 prodotti tipici e abbiamo la seconda agricoltura d'Italia con un fatturato di circa 6 miliardi di euro. Dietro a questi numeri c'è la fatica dei produttori che vedono con favore l'alleanza tra consorzi. Era una cosa da fare, anche perché stiamo parlando di 3 eccellenze del nostro territorio. La qualità la fa la mano femminile? Sì. Diciamo dopo sulla vendita, sul confezionamento noi siamo più particolari, insomma siamo un po' più fini. Tra l'altro per lei l'asparago è stato un modo per rientrare nel mondo del lavoro? Rientrare nel mondo del lavoro e dopo una maternità ho cambiato attività praticamente. Che cosa può portare un giovane in un prodotto che ha 500 anni? Noi in azienda abbiamo già portato delle agevolatrici elettriche in campo e quindi facciamo una raccolta diversa da come facevano i nostri vecchi, diciamo. E poi come innovazione abbiamo i social e tutte queste cose che vedo che funzionano molto. Eccellenze diventate tali grazie alla passione e al volontariato dei territori organizzato dalle Proloco. Sicuramente i volontari, che sono l'anima chiaramente del volontariato, hanno sempre creduto in questo prodotto e in questo enoturismo, quindi senza di loro non saremmo qua oggi e senza di loro non avremmo tutti questi prodotti valorizzati. Bellissimo questo servizio, ma abbiamo gli asparagi in diretta di Cimadolmo assieme al sindaco Giovanni Ministeri, sindaco di Cimadolmo, e anche a Graziano, che veramente ringrazio e saluto, dall'Acqua, Cavaliere soprattutto, presidente Proloco e Strada dell'Asparago. Allora grazie, saluto anche, vediamo se è anche collegato con noi Simone De Vito. Simone, eccolo qua, De Vito, grazie Simone, dottorando in economia e finanza, grazie di essere qui, è tanto che non ci vediamo Simone, ma ci sei sempre nel pezzo. Allora partirei proprio con il sindaco. Sindaco, intanto grazie, vedete in diretta questa meraviglia, questo fiore che abbiamo la fortuna di avere a 2 passi da casa, su una zona che veramente sembra fatta apposta per l'asparago, con questa sapidità, anche se la mano femminile fa il resto, avete sentito? Avete sentito? Allora sindaco, cosa succederà quest'anno? In primavera si è aperta questa stagione altanelante, prego. Allora io ringrazio innanzitutto te per avermi invitato e saluto i telespettatori che ci ascoltano. Allora, l'asparago bianco di Cimadolmo è il punto di forza della nostra comunità, ma un punto di forza che nasce già, come ho detto nel vostro servizio, da secoli. L'asparago di Cimadolmo è un prodotto particolare, posso chiamarlo anche un prodotto di nicchia. Non c'è uguali, l'ho sempre detto, mi dispiace per Badoere o gli altri, ma devo dire quello che un diversamente settentrionale che viene da lontano forse riesce a vedere le cose in maniera completamente diversa e a gustarlo. È un prodotto che nasce, è già stato decantato questo prodotto in un libro che viene depositato in comune, che è importantissimo. Sono i 100 fattori che fanno un buon fattore di villa, scritto dall'Agostinetti, dove narrava a suo tempo come si doveva coltivare l'asparago, e parlo del 1500. Pensate. Ma non era solo questa la particolarità dell'asparago, parlava anche di un vino che veniva chiamato a suo tempo il Nero Pece, che è comunemente ora chiamato Raboso, che col passare degli anni ha perso la sua particolarità, ma il comune di Cimadolmo sta lavorando unitamente alla Proloco per cercarlo di sponsorizzarlo e farlo provare. E ritornare quelle che sono le vecchie tradizioni, perché i prodotti tipici locali sono tradizione e cuore, tradizione degli uomini ma anche dalle donne, perché la donna dice che lo può fare in maniera diversa. Dove nasce l'asparago? L'asparago è un prodotto che viene importato ai tempi dell'impero romano, viene portato da Plinio, nasce in Egitto
e l'asparago cresce e trova la sua posizione nei terreni limosi, cioè in quel famoso e grandissimo fiume sacro alla patria che è il Piave. È di là che nasce la particolarità del Piave, la particolarità di questi terreni limosi che gli creano la croccantezza, che gli creano la rivestibilità anche di poter essere associato a tantissimi prodotti o a tantissime in cucina. È agevole farlo funzionare. È un prodotto che è fiabile, ha qualità organolettiche, anche ha qualità curative, questo è stato certificato. Quello che noi lavoriamo dagli anni è cercare di sponsorizzarlo, portarlo più avanti, farlo conoscere, perché oggi, vedete, siamo in una situazione talmente complessa che non esiste più il turismo di massa, non esiste il turismo dei 15 giorni, dei 20 giorni. Oggi, come mi piace chiamarlo a me, esiste il turismo, il cittadino del tempo. Il cittadino del tempo arriva in un paese, arriva in una comunità per provare qual è la particolarità, il tocca e fuggi. E noi, unitamente alla Proloco, stiamo mettendo in campo tutte quelle condizioni, primo a livello economico, in modo tale che i prezzi siano calmerati e che qualsiasi famiglia, qualsiasi persona si possa avvicinare a gustare l'asparago. Ma la cosa più importante, come mi riferivo prima alla tradizione dell'amore, è portare i giovani a conoscere il prodotto, a coltivare il prodotto. È un prodotto che viene coltivato in un mese, è faticosa la coltivazione, è faticosa la raccolta, però c'è un supporto economico. Oggi viviamo in un mondo di dazi, di controdazi, di guerre interne che portano... Il sindaco sorride perfino perché vi imita anche altre cose oltre a questo. Ma non vengono tante altre cose perché sinceramente da quando sono sindaco da 11 anni, 5 anni da vice sindaco non ho mai trovato un periodo che sia normale. Tra crisi economiche, tra guerre, tra Covid, tra il resto, ogni giorno ce n'è una, ma lì ho un sistema globale, un sistema economico che va discusso Sindaco, in maniera però da buon meridionale, diciamo la verità, il sorriso c'è sempre. Siamo noi qua che siamo profondo nord, voi invece le cose le prendete in maniera diversa. Certo che sei stato eletto per ben 2 volte, vero Sindaco? Vuol dire che ha seminato bene. Ecco, questa è la terza volta, perciò capite bene cosa vuol dire seminare. Ecco, poi una volta si diceva, Sindaco, giunteron, questo l'abbiamo fatto dei passi da gigante, anche a massa, sentite, però veramente un po' alla volta, quando invece si riesce a capire, ecco, che è una brava persona che ha seminato bene, i frutti si raccolgono, e lei è la dimostrazione. Cavaliere dall'acqua, cosa ci racconta invece lei? Proloco importantissime per le amministrazioni, prego. Sì, niente, noi siamo molto impegnati nella promozione dell'asparago e tramite l'asparago vogliamo fare anche la promozione del territorio. Non dimentichiamo che l'asparago è sì importante, anzi è un grosso volano per l'economia nostra, però abbiamo anche la ristorazione, l'enoturista, eccetera. Quindi con l'asparago facciamo anche la promozione del territorio. Quest'anno è un anno particolare perché il 2025 segna 50 anni della fondazione della Proloco e la 50ª mostra dell'asparago. Pensate. E poi abbiamo anche i 25 anni di cui possiamo fregiarci di avere il marchio IGP. Quindi il 2025... Non cosa da poco. Diciamo che il 2025 è un anno importante, questo comunque è frutto di chi è partito chiaramente prima di me, che ha creduto in questo prodotto e ha iniziato, perché appunto parliamo, 50 anni fa. Quindi c'è qualcuno prima di noi che ci ha creduto e ci ha aperto, diciamo, questa strada e siamo andati avanti con la promozione, eccetera. Quindi un passaggio importante. Oltre all'asparago noi promuoviamo anche la ristorazione. Abbiamo 20 ristoranti che propongono menù di asparagi divisi su 3 province, Venezia, Belluno e chiaramente Treviso. Anche questo secondo noi è importante perché mettiamo assieme 3 province, mettiamo assieme anche i 3 asparagi, perché il 25 aprile facciamo un percorso chiaramente non a piedi, in bicicletta, partendo dal ponte di Bassano, il Brenta. Bellissima gita. Passiamo per Badoere, Sile, quindi altri 2 fiumi, per poi finire a Cimodolmo, Piave, dove che virtualmente c'è un filo conduttore che unisce 3 prodotti di qualità. Allora, vediamo anche questo servizio asparago e poi commentiamo col sindaco Ministeri.
È il 19 marzo, San Giuseppe, il giorno dell'incoronazione del re della tavola di primavera con l'apertura ufficiale della stagione degli asparagi. Baciato dal sole sulla splendida terrazza di Palazzo Sturma a Bassano, il prodotto principe della terra bassanese fa bella mostra di sé, sapori e colori di un territorio da gustare poi sulle nostre tavole. Il prodotto di altissima qualità abbinato alla capacità dei ristoratori del nostro territorio di saperlo trasformare e renderlo il più appetibile possibile ai tanti turisti frequentatori del nostro territorio. E l'asparago sarà il protagonista della 45esima edizione della rassegna A tavola con l'asparago bianco di Bassano DOP. 45esima vuol dire che è un connubio che si porta da tanto tempo. Noi siamo non solo soddisfatti ma orgogliosi di questo connubio con i produttori per l'asparago. I nostri ristoratori sono un'eccellenza del territorio, per cui il connubio è perfetto. La rassegna è ricchissima di eventi in tutti i nostri ristoranti, tutti hanno partecipato con la serata a tema, con il menù degustazione presente sempre durante tutto il periodo e ci auguriamo insomma, che prima di tutto che ci sia abbastanza prodotto per tutti e che la stagione vada bene anche con il meteo per garantire l'accoglienza al turismo. Il clima ci sta un po' mettendo delle difficoltà perché vediamo anche in questi giorni queste temperature molto basse che hanno rallentato le primi raccolti in campo, però qualcosina ha cominciato questa settimana ad esserci e speriamo che la prossima settimana le temperature si alzino. E all'apertura della stagione dell'asparago arriva anche il piatto dedicato al Tribunale della Pedemontana. Ecco la sentenza agli asparagi. Che venga aperto questo tribunale rendendo giustizia non solo alle attività economiche che ovviamente beneficeranno di questo, ma anche ai sapori unici della nostra terra. Quindi ogni boccone è una dichiarazione di supporto per il nostro tribunale. Allora, Sindaco Ministeri, visto che parliamo di bocconi, qual è il boccone più amaro che in questo periodo ha dovuto mandar giù? Perché è un periodo difficile per voi sindaci, avete, come dico tutte le mattine, una patata bollente, i cittadini vogliono essere ascoltati, vogliono risposte, avete anche una coperta molto corta rispetto alla coperta che avreste dovere di avere, perché veramente è l'unico punto di riferimento che hanno i cittadini, non è che ce ne siano altri. Prego, Sindaco. La cosa che impressiona Cima d'Olmo è che per esempio oggi mi sono recato qui da te, sono venuto da te, sicuramente quando arriverò a Cima d'Olmo mi diranno ma dov'è il sindaco, dove è stato il sindaco? I sindaci oggi sono punti di riferimento per tutte le persone a 360 gradi, per gli anziani, per i giovani, per gli industriali. E giustamente quando una persona si reca da te tu devi dare una risposta, devi dare un aiuto, perché nel momento che viene dal sindaco vuol dire che c'è una difficoltà che non riesce a superare. Le difficoltà sono tante, io dico anche per gli anziani, che bisogna un attimo stanarli da casa e cercare di capire quali sono le esigenze, i ragazzi che a volte devono e quindi deve essere pronto ad aiutarli e a porre le contromisure in modo tale che riesce a controllarlo e non farlo deviare. Le scuole che hanno sempre più esigenze, poi ci stanno i disabili che non vanno lasciati soli, perché nessuno si può permettere il lusso di lasciare qualche persona indietro e quindi deve essere sempre presente. E poi c'è l'ordinarietà negli affari semplici che poi diventano complicati, dove c'è sempre un problema e mai una risposta. Ma il problema empirico, il problema che crea la maggior difficoltà ai sindaci, sono tutti i problemi che ci creiamo noi con le nostre leggi. Sì. Tante leggi, tante confuse, ma il problema serio è l'interpretazione di quella norma, perché se la norma viene interpretata in maniera diversa, viene interpretata in maniera un pochettino difforme, può essere smontata, allora rientra la responsabilità dei sindaci. E quando c'è la responsabilità dei sindaci si perde a volte il coraggio, si perde anche la forza di andare avanti. Come dicevi tu, io ho sempre sorriso, non ho paura, quindi vado a testa bassa, la prima cosa che metto la mattina quando mi alzo, a parte la mia bambina, è l'interesse della mia comunità. È un mio dovere verso la comunità, cercare di risolvere le problematiche e magari quando tornare a casa dire beh, ho fatto tutto, ho fatto il mio dovere, ho tralasciato qualcosa, ho dimenticato qualcosa, perché quella piccola cosa che una persona dimentica può creare un grave problema. Vede Sindaco, una cosa che io dico tante volte è che c'è un mondo, c'è un'Italia divisa in due, nel senso abbiamo un nord ed è un profondo nord e abbiamo un sud che per quanto voi potete pensare
loro, se tu suoni il campanello, un posto a tavola c'è sempre, col sorriso, con l'accoglienza, anche se in quel momento non sanno che arriva, c'è questa accoglienza che qui al nord facciamo fatica a capire. Non perché siamo cattivi, no, ma proprio sono due culture completamente diverse. Qui prima ti esamino, vedo chi sei, come ti comporti, un po' alla volta mi apro. Ma che fatica però, sindaco, cioè lo dice la Mirella Casè del Nord-Nord, mentre voi avete questa accoglienza, avete visto sempre con il sorriso. So che la giornata sarà difficile, ma però la accolgo col sorriso. E questo lo dimostra che poi seminando invece questo Nord si apre, non si chiude. Ecco, non sarebbe tempo che anche la politica, invece di parlare di chiusure, si parlasse di aperture. Sindaco, ministeri, lei sa a cosa mi riferisco? Perché chiudendosi non si andrà da nessuna parte, e soprattutto in questo momento molto difficile, molto particolare, anche per la nostra sicurezza. Prego. L'apertura dovrebbe avvenire, come dici tu, Mirella, a livello intellettuale, perché di più si pensa più alla guerriglia che al bene della comunità, al bene della nazione. C'era un grande signore che si chiamava Voltaire che diceva che la politica è fatta da uomini senza morale che comandano persone senza memoria. Penso che non c'è nulla da dire. Allora, il nord e il sud è un'unica nazione, ma ha un approccio completamente diverso. Non è che il Veneto, e io l'ho provato, sono 35 anni che sono qua, è diffidente. È un po' più sulle sue, un po' più sulla non pensi difensiva. di perdere voti, vada tranquillo, sindaco. Vada tranquillo, sindaco, che i voti ci sono. È un po' sulla diffidenza. Gli dico una cosa, io quando ero ragazzino ed ero a casa mia madre cucinava, eravamo in 10 a casa, e faceva sempre qualcosa in più, mi diceva dai, prendi questo pentolino e portalo a quello di fronte a casa che non ha da mangiare, almeno lo aiutiamo. Ma è questo il carattere che c'è il Meridione. Però il Meridione è un pochettino particolare, il Meridione ha le sue cose buone e le sue pecche. Il Veneto ha qualche pecca ma tantissime cose buone. A volte quando mi hanno detto a me, sono andato in Sicilia la prima volta che sono diventato sindaco, come ci sei riuscito, lì, ma che ne dici, che ne parli? Io ho semplicemente detto che se la Sicilia avesse avuto un decimo del cervello che c'è il Veneto, o la voglia di fare di quello che c'è il Veneto, avrebbe fatto la rivoluzione e cambiato il mondo. E questa è la diversità. Il Veneto è impegnato a lavorare, a dedicarsi alla famiglia, come pure in Sicilia, ma a dare, sempre dare, ad inventare. Io qua sono arrivato nell'89, ho visto un mondo cambiato in 10 anni, fabbriche che crescevano, strutture che crescevano, strade. Quella che non ha la capacità che ha la Sicilia, che si è soffermata a 1945 dopo la morte di Salvatore Giuliano. Lì siamo rimasti noi. Quello di chiedere tutto. Vuoi andare a lavorare? Devi chiedere a quello. Vuoi qualcosa? Devi chiedere a quello. No. Mio nonno mi diceva sempre che la persona quando si alza mattina si deve rimboccare le maniche, crearsi il mondo e crearsi la sua strada. Non chiedere, ma però, dare. Sindaco, qua devo anche dissentire, perché noi qui nel Veneto eravamo il grande nord-est. Qua accade il pero, sindaco, non lo siamo più. Allora, nonostante queste aziende, queste persone, questi artigiani, commercianti, tutto il popolo veneto ha cercato di dare il massimo, perché questa è la verità. Purtroppo la politica non l'ha capito e noi ci ritroviamo in questo, che non siamo più il nord-est, non siamo più la quarta potenza del mondo e dobbiamo ricominciare a rimboccarci le maniche col mondo del volontariato, con una politica che dovrebbe meritare e parlare più di meritocrazia e non di segreterie politiche, perché i sindaci sono la dimostrazione. Se tu fai bene io ti rielego, se tu fai male vai a casa. Il problema è che in politica pochi vogliono andare a casa e tutti sono incollati, perché è una politica che rende, che dà visibilità. Sentiamo cosa ne pensa anche il nostro ragazzo Simone De Vito, giovane, questo ragazzo dottorando in economia e finanza, poi parleremo anche di sport. Ecco, come commenti le parole, Simone, tu che sai di cosa parla la Mirella, prego. Ciao Mirella, innanzitutto grazie di avermi chiamato, per me è sempre un onore venire qui. Allora, mi è piaciuto il fatto che abbiamo iniziato a parlare dell'asparago, che è appunto un prodotto tipico del territorio che è importante proteggere. Abbiamo visto non solo da un punto di vista economico, ma come ha detto anche il sindaco, da un punto di vista sociale, perché facendo l'esempio del cittadino del tempo che va appunto magari a mangiare l'asparago bianco, è qualcosa di tipico che va protetto. E dall'altra parte poi siamo finiti a parlare di apertura, di quanto sia
importante, soprattutto al giorno d'oggi, con il vantaggio della dinamicità che c'è attraverso la globalizzazione, quanto sia importante l'apertura. Ecco, secondo me queste due cose, ovvero da una parte la produzione del prodotto territoriale, dall'altra parte l'apertura, sono sicuramente qualcosa che vanno in contrasto tra di loro. E quindi alla fine secondo me la soluzione è sempre quella poi di andare a guardare quale sia la preferenza del consumatore, ovvero se preferisce dare un'importanza sociale al prodotto territoriale o se preferisca proseguire la strada di un mondo più dinamico e globalizzato. Senti Simone, un'altra cosa che volevo chiederti, volevo che tu dicessi, perché tu sei anche un campione nello sport, ecco, cerchiamo di conoscere anche l'altro Simone, perché lui è così, cioè i ragazzi non è che dicono quello che fanno, quello che sono, ecco, forse i diversamente giovani dovrebbero delle volte ascoltare di più anche questi giovani che hanno anche molto da dire. Ecco, quanto importante è stato lo sport nella tua vita per un percorso anche molto bello, un percorso di inclusione. Prego Simone. Per me lo sport è stato fondamentale proprio dal punto di vista dei valori che mi ha insegnato, la dedizione negli allenamenti, il sacrificio. Ho giocato e sto giocando a livelli abbastanza alti, gioco in Serie B di tennis tavolo e lo sport ti permette di confrontarti con le difficoltà che poi alla fine uno riscontra nella vita di tutti i giorni. Semplicemente il fatto della sconfitta, saper accettare una sconfitta, rimboccarsi le maniche e da quel momento in poi ripartire e alzare sempre la testa, no? O semplicemente anche il fatto di accettare che l'avversario che hai di fronte possa essere più bravo di te, o magari perché ha avuto delle possibilità migliori delle tue, o semplicemente perché è più talentuoso di te. L'accettazione è sicuramente la cosa che mi ha insegnato di più lo sport, che penso sia fondamentale. Senti Simone, io mi ricordo la prima volta che ci siamo conosciuti quando hai toccato con mano il mondo dei diversamente agili. Mi ricordo benissimo che tu poi alla fine mi hai detto non avrei mai immaginato Mirella e quando vuoi io ci sarò sempre, perché forse toccando con mano quella realtà che magari non si conosce perché appartiene a un mondo diverso, forse fa capire che anche da parte dei giovani ci sarebbe questa volontà di capire cos'è il diversamente agile, ecco, integrare lo sport normodotati e diversamente agili. So che in questi giorni si sta discutendo proprio di questo, di non parlare solo di Paralimpiadi ma parlare di sport e di Olimpiadi. Cosa ne pensi Simone? Sì, assolutamente, è bellissimo veder giocare persone che hanno difficoltà motorie e comunque riescono ad ottenere livelli impensabili. C'è un ragazzo italiano che ha vinto le Paralimpiadi di tennis tavolo proprio quest'anno, e vedere appunto queste persone comunque nonostante tutte le difficoltà motorie riescano a giocare, ad esprimere anche un buon livello, è uno stimolo fortissimo, è uno stimolo davvero per pensare di poter riuscire a fare praticamente qualsiasi cosa. Allora sentiamo il sindaco Ministeri, queste persone che si parlava prima con questo papà che è anche consigliere a Silea, di questo ragazzo diversamente agile che dice non vedo progressi, ecco mio figlio è bravo a fare il cameriere ma non riesco a inserirlo, ecco forse farli lavorare non solo all'interno dei CEODO ma chi riesce a lavorare portarli anche nelle aziende, nei campi a coltivare, ecco è un movimento che farebbe anche bene, però i dati che abbiamo non ci siamo, le aziende non sono obbligate, anche se c'è una legge però i numeri non tornano. Ecco, non è che forse grazie anche a lei sindaco e altri come lei che avete una mentalità più aperta di cercare di fare integrazione con le aziende, di farli assumere questi ragazzi, non lasciarli là. Questo papà era commosso quando ha sentito il nome di suo figlio, si è commosso, che fine farà mio figlio? Sto cercando di mettere anch'io un'area dove cercare di fargli insegnare un lavoro per poi dare un lavoro ufficiale. Non è che dobbiamo forse aprirci di più come fate voi al sud anche con le aziende, perché voi potete parlare con queste aziende, di assumi queste persone. Prego sindaco. Allora, io ho sentito parlare poco fa Simone, mi è sembrato di sentire le mie parole
quando vado a parlare con i ragazzi, quando vado alle scuole, quando parlo con gli sportivi, tale quale. Ringrazio Simone di questo pensiero. Quello che dice è giusto. Allora, noi dobbiamo capire una cosa, che i due pilastri fondanti per una società, ed è importantissimo, sono lo sport e la cultura. E bisogna lavorare su sport e su cultura. Allora, noi, proprio per venire incontro a queste esigenze, il Comune di Cimadolmo ha già investito, con fondi PNRR e CONI, dei lavori pari a 6 milioni di euro proprio per fare partecipare queste persone e far essere parte attivi della nostra vita. L'imprenditore, come dicevi tu, per il diversamente agile, pensa al profitto, non pensa che a volte il profitto viene dato pure da qualche persona che può dare qualcosa di più del normale, perché se noi andiamo a parlare con queste persone che sono diversamente abili e diversamente agili, hanno una certa volontà, hanno una certa forza interna, hanno una certa sensibilità, una voglia di emergere, di dare, di far capire, sì, dice io non sono come te, però posso dare come te, a volte anche più di te. E questo io l'ho notato, quei diversamente abili e quei diversamente agili. Bisogna soffermarsi un attimo e pensare a aiutare queste persone. Queste persone meritano e possono dare tanto, possono dare. I dati che dici tu è vero, perché si tratta di, sia nelle aziende sia nelle parti statali che dei comuni, dopo 14 unità che c'hai di personale, per assumere uno deve avere l'invalidità del 40, del 60%, ma per è bassa. Io ho in comune 2 ragazze che sono diversamente abili e se vedi il valore che fanno, sono con programmi che facciamo noi, progetti che facciamo noi. Sono immensi, hanno una sensibilità, stanno appresso alle persone, stanno lì posizionati sui computer e cercano di non sbagliare nulla. Come sono pure i diversamente disabili. Allora, anche i disabili, io ti ricordo ho inventato un concerto a Cimadolmo 10 anni fa che è musica per il sociale, col maestro Francesco Grollo. Che abbiamo conosciuto. Che un giorno l'ho chiamata a Cimadolmo, che era ad agosto, il 2 agosto, che era la festa degli uomini, lì, che non ne vogliono le donne, la festa degli uomini. Per organizzare questo concerto ho detto io voglio i miei disabili che vengono fuori, che siano i padroni, gli attori principali per una sera della piazza, che fanno parte del territorio, che fanno parte del suo paese perché sono lasciati da solo. E io Giovanni facciamoci il prossimo anno a ottobre, se no Franco tu non hai capito, lo facciamo fra 7 giorni. E l'abbiamo fatto. Avete capito che sindaco l'abbiamo fatto e noi quella sera abbiamo visto quelle persone, guardi, io lo dico Simone, io lo dico davvero da amico, ho visto quelle persone sorridere, partecipare, ma la potenza che avevano dentro era palpabile, toccarla col mano. Vi dico, soffermiamoci un attimo, nessuno è meno degli altri e chi è che indietro, come ho detto prima, bisogna aiutarli e portarli avanti, ma dobbiamo essere prima noi sindaci, andarli a cercare, a dargli fiducia e fargli capire che noi ci siamo e non fargli pensare che siano da soli, perché da soli non sono. Forse dovete diventare più un'agenzia interinale, visto che l'ufficio collocamento non sappiamo ancora come funziona. Ecco, forse voi sindaci che conoscete la realtà del territorio, gli imprenditori, queste persone che devono dare fiducia a voi, soprattutto a questi ragazzi, ecco, forse meno parole e più fatti, che bisogna agire. Cavaliere, ecco, lei cosa vuole dire? Anche le Proloco si devono muovere in questo senso, di far capire la potenzialità che hanno queste persone. Prego. No. Durante l'attività di tutto l'anno noi ci muoviamo anche in questo. Quando facciamo il concerto di Grollo, il grande maestro, noi diamo... Che salutiamo anche Francesco Grollo. Diamo tutta la possibilità della logistica, eccetera. Facciamo arrivare, quando arrivano questi ragazzi, li accompagniamo, stiamo attenti, anche se sono già tutti a posto, e vederli, come si diceva prima, cantare, mettere l'anima dentro è una cosa grande che premia anche tutti noi volontari, perché ci rendiamo conto che facciamo non solo valorizzazione dei prodotti, ma diamo un attimo di vita anche a questi ragazzi. E anche con tutte le nostre attività che facciamo cerchiamo nel limite del possibile coinvolgere tutti questi ragazzi, perché siamo convinti che questa sia una strada buona per migliorare anche la nostra società. Però, Cavaliere, secondo me dobbiamo fare anche un'altra cosa, poi voglio sentire anche il commento di Simone. Dobbiamo unire le forze, nel senso, se io ho queste persone come Proloco, devo, nel momento che io so che posso fare del bene, andare
da quei sindaci, da quelle persone che non riescono ancora ad avere questo. Poi io non devo essere fortunato ad avere il sindaco ministero, il cavaliere dall'acqua, Simone, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, che è l'ascolto, il lavoro, la sensibilità e soprattutto l'integrazione e l'inclusione. Non avviene dall'acqua, sindaco, non avviene. Perché? Perché purtroppo noi siamo nati, ecco, è proprio un retaggio culturale che abbiamo, che queste persone sono diverse, questa è la verità. Non le abbiamo mai chiamate per nome, li abbiamo sempre etichettati. Prima li chiamavamo mongoloidi, ecco, disabili, li abbiamo detti di tutti e di più. E io invece, Simone, cosa ne pensi? Iniziare a chiamare queste persone per nome, se sei bravo ti aiuto a cercare un lavoro, ti inserisco, perché vedo, come ha detto il sindaco, che ci sei, che sei bravo. Io non dico che bisogna eliminare i pseudo, ma bisogna eliminare tanti carrozzoni che non servono. Le barriere che non servono. Esatto, barriere architettoniche. Simone, cosa dici tu? Includere, dare dignità a queste persone e a queste famiglie, prego. Certo Mirella, sono pienamente d'accordo con te. È fondamentale riuscire a integrare al 100% queste persone, come dici tu, chiamarle per nome. Il punto è che io penso ci sia tanta volontà dal basso ma poca volontà dall'alto, che alla fine è chi decide, e manca, come dici tu, l'integrazione, la coordinazione tra la base e chi prende poi le decisioni. Io però penso che con tutto questo meccanismo che stiamo mettendo in opera e tu ti stai dedicando tantissimo, piano piano la voce da sotto si farà sentire e riusciremo ad arrivare a una coordinazione. Io di questo ne sono sicuro. Senti Simone, come vedi tu la persona diversa? Sai Simone, io dico che siamo anche razzisti qua. Prima ho citato quel caso che è successo all'assessore marocchino che non riesce a trovare casa, ci sono tutte le locandine, ne abbiamo parlato nei telegiornali. Ecco, questo non voler accettare quello che tu sei, che sono le chiusure mentali. Tu non devi vedere da dove viene o se ha la pelle scura, tu devi guardare la persona, chi è, come si comporta. Ecco, perché quando mi parlano dei veneti, i veneti andavano a lavorare, erano brave persone, gli italiani in generale, sì, ma diciamo che anche gli italiani in America hanno portato anche le mafie, cioè diciamoci la verità. In Svizzera c'era un cartello con scritto vietato i cani agli italiani, perché la storia va anche ricordata. Simone, come vedi tu? Ecco, perché c'è questo retaggio culturale a vedere il diverso sempre come un delinquente, una persona che fa del male, devo aver paura di quella persona, non mi fido, non la accetto, perciò la isolo. Prego. Come dici tu, è un retaggio culturale, qualcosa di più tradizionalistico. Essendo un retaggio culturale, secondo me questa cosa appartiene un po' di più alle generazioni passate. Per carità, di generazione si trasmette in generazione, quindi è qualcosa di presente e che viviamo adesso. Però quello che ti posso dire è che tra giovani questa discriminazione sta via via scomparendo, o perlomeno sta rallentando. Questo almeno è quello che io vedo tra noi giovani. E sai che ti do ragione, io ho molta fiducia nei giovani, però dobbiamo stare attenti, dobbiamo togliere quelle mele marce che ci sono, perché sennò marcisce l'albero, questo albero buono, sano. Però ci sono queste mele marce che hanno anche il colore di pelle diverse, però si notano di più, le vedo di più. Perciò il messaggio che sta passando anche in questi giorni, in questi mesi, è che devo aver paura del diverso, perché il diverso fa del male. Io invece, e ti ringrazio Simone di quello che hai detto, perché io ho questi ragazzi che ospito anche in trasmissione che dicono quello che dici tu. Ecco, noi non vediamo questa diversità, addirittura i bambini non la vedono, non sanno le lingue ma giocano assieme, visto che bisogna sapere l'italiano, se no non te integro. Questi colori che devono arrivare prima di andare a cogliere gli asparagi, perché non posso uscire. Sindaco, ministeri, anche voi dovete battere un colpo, prego. Guardi, io lo dico qua sinceramente, io lo dico pure pubblicamente, anche se certe cose che faccio me li tengo per me, non li dico. Ma sveglia Veneti, le diciamo, sindaco. Io oggi vado a un compleanno di una ragazzina di colore che prima mi ha scritto il padre, dice: mia figlia, è il piacere che tu passi e viene al suo compleanno. Che bella sta. Allora, quando arriverò lì alle 4 poi uscirò,
da questo compleanno sicuramente vi diranno ma che ci facevi lì, quelli gli darò le mie risposte. Il sindaco è pure padre non solo di una figlia, ma di altri 7 figli, di persone che sono extracomunitarie, che si trovavano in difficoltà, allora sono saliti in comune, uno alla volta, in tempi e modalità diverse, che pensavano di abortire. Questo lo posso dire pubblicamente, li ho mantenuti io 9 mesi per cercare di portarli avanti. Ora quelle bambine quando mi vedono, per me è una gioia a vederle che camminano, corrono e sono felici, ma c'è quello che non riesco a capire è il legame che si è creato tra me e questi bambini, cioè solo alla presenza, a incontrarci sembra che sia qualcosa che sia nato già da quando in fase embrionale. Il problema che tu ti riferisci del problema del rosso, del bianco, del nero, anche del terrone, quando sono arrivato qua è la stessa cosa, è un problema, sì, è un problema culturale ma anche un problema politico. Perché è problema politico? Allora la politica usa i mezzi che sono deviati, i mezzi che non funzionano, le circostanze che non funzionano per che cosa? Per tirare per la giacchetta quello che gli conviene. Allora la destra tira la sinistra per un fatto, la sinistra tira la destra per un fatto e il sistema collassa, implode. Le persone che vengono in Italia, come noi al nostro tempo siamo andati in paesi fuori dall'Italia, devono essere seguiti, devono essere aiutati e devono essere contingentati e devono essere un attimo aiutati. La cosa più bella invece, che fa la differenza tra l'uomo adulto che ragiona e i bambini dicono che non ragiona, che proprio nelle scuole vanno d'accordo. Cioè i bambini col senso di purezza, con quella loro situazione candida, riescono a integrare, riescono a fare più di quello che fa l'adulto e questa è una cosa impressionante. È la stessa situazione che noi parliamo del disabile con la persona normale che ci riteniamo normale, con l'extracomunitario che non riesce a entrare dentro, però il disabile ti dà il mondo intero, noi non lo capiamo ma i bambini già li integrano, non vedono il colore, non vedono il colore, ma è un amico, io lo vedo pure con la mia, ma è normale, si aiutano tra di loro e questo è il concetto che deve partire. Quello che deve nascere in Italia, lasciamo perdere l'arcaicismo delle idee che noi abbiamo, è il senso di collaborazione, di risolvere i problemi, cioè non aggredire, distruggersi, ma mettersi insieme e risolvere il problema. La società oggi chiede queste regole, sia a livello economico, che con la globalizzazione che a mio parere è fallita, che non è servita a nulla, anzi non è stata articolata, ma chiede anche un'omogenizzazione della società. Ma una società va fatta cercando di mettere in campo tutte le forze che ci siano, ma anche per sostanza economica. È inutile che ci andiamo a riarmare quando abbiamo problemi ancora più seri. State tranquilli che la Russia non invade l'Europa, non invade niente. Se è stazionata lì ha già pagato quello che doveva pagare. È questo che bisogna ragionare, no? Come dicevo prima, tirare per la giacchetta politicamente dove conviene una situazione che è deviante. Senta Sindaco Ministeri, lei fa parte di un partito importante che è la Lega, ecco come questa Lega è cambiata? Ci ricordiamo, dai Etna che ce la fai, Lega, lei sorrido, è giusto dire anche quello che è successo, Roma ladrona, la Lega non perdona, ecco che Lega si ritrova lei adesso e perché è entrato in questo partito, forse il partito che meno uno si aspetti, i Terun come diceva Bossi, i Teroni perché questo si diceva. Ecco, cos'è che l'ha convinta a entrare in questo partito, Sindaco? Una volta un anziano Cimadolmo mi ha detto vota Leon che magna Terun. Allora ho iniziato, a me non mi è mai piaciuta la politica, nei miei idee sono completamente diverse, forse sono l'unico socialista che è rimasto in Italia. Quindi, tanto per capire le origini del Sindaco Ministeri. Cioè, quello che mi affascinava della Lega era il concetto della Lega, della territorialità, che era legato a quello che erano i principi ancora in fase embrionale della Sicilia, perché la Sicilia è uno statuto autonomo. Se non avete capito è siciliano. Sì. Quello che cercava. Allora c'è una certa uniformità di pensiero. Poi tra amici discutendo, poi mi piacevano alcune idee, ma poi sai, le battute ci stanno dappertutto nella fase politica. Ma loro sono andati giù duro con voi, Sì, ma l'Etna non è che le ascoltate più di tanto, vuol dire li lasciamo andare. E l'ho conosciute persone che davvero erano preparate, si vedeva che c'era la voglia di cambiare le cose, la voglia di reagire a un sistema. Io ti parlo degli anni 90, degli anni 80, era un sistema che era un pochettino complesso e particolare a livello politico con Roma, che davvero
non dico ladrona, ma non lo so quale epiteto dare, ma era così, era una politica un pochettino fatta da persone nobili, ma una politica un pochettino abbieta. E io ho cominciato a frequentare con Gentilini, Gobbo, quei grandi signori della Lega, ma mi divertiva, ho iniziato per divertimento. Poi ho conosciuto Zaia per me è stato un grande presidente, perché guarda, io ho fatto 5 anni da vice sindaco, 11 anni da sindaco, e da vice sindaco mi ricordo che Cima d'Olmo si può dire che era niente, era una piccola borgata, nemmeno un paesino. Mi ricordo, per andare a chiedere un finanziamento in regione ho dovuto fare 3 volte l'anticamera prima di farmi ricevere. Oggi la regione è cambiata, col presidente Zaia la regione è cambiata, la regione è aperta a tutti, basta fare i propri bandi, non c'è o sei leghista o sei di destra o sei di sinistra o sei di centro, non esiste, ognuno partecipa ai suoi bandi se c'è la possibilità. Perlomeno lo vedete che lo dice col sorriso, guardate che è furbo sto sindaco, guardate che è furbo sto sindaco, lo dice la Mirella, vedete come sta sorridendo, e sa che la Mirella pensa anche in maniera diversa, che non è proprio così semplice la storia. Vabbè, meno male si è cercato di creare qualcosa, però si è lottato tanto, si è creato tanto per il territorio, bisogna dare merito alla Lega che ha valorizzato, che ha lavorato sodo sul territorio. Quello che non sono d'accordo è che la giurisprudenza a volte interviene con sentenze un pochettino strane, strambalate. Io ho fatto pure diritto nella mia vita, l'ho studiato. Ecco perché prima ti parlavo di diritto che interpretazione. Cioè, secondo me il Veneto senza la Lega non è nulla. La Lega è il Veneto, questo bisogna dirlo apertamente. Secondo me è così, posso pure sbagliarmi. Però non mi potrei mai immaginare un Veneto che non ci sia la Lega, perché sono talmente complessi e messi insieme che risulterebbe strano e dirompente. Però giustamente quello che voglio dire io in certe trasmissioni, chi decide chi deve fare il presidente o chi decide chi deve fare il sindaco sono i cittadini. Cioè è obbligo, è quella la democrazia. Se al cittadino non va bene il presidente, non va bene il sindaco che non ha lavorato bene, va da casa. Però vede, sindaco Ministeri, è vero quello che dice, però è anche vero che se questa cosa doveva essere nata, non può essere nata all'ultimo momento, perché bisogna cambiare la legge, non c'è niente da fare. Allora tu non puoi svegliarti una mattina e dire adesso non mi va più bene, ecco devo cambiare perché anch'io rischio di perdere il posto. Tu devi accettare quella legge finché c'è e cercare di cambiare, di rinnovarla, ma nei tempi giusti. Non è possibile, perché giustamente le ragioni a statuto speciale sono sempre state e hanno sempre fatto quello che non c'è niente da fare. Allora se tu vuoi non aspettare proprio vicino alle elezioni e dire non mi sta più bene questa legge, c'è questa legge, non va più bene, bisogna cambiarla, uniamo le forze e cambiamola, ma al momento c'è la legge, cioè allora tutti i cittadini devono stare a quelle leggi, vediamo specialmente poi, ne parliamo qui, lei ha detto mi intendo anche di diritto, parliamo della sicurezza delle persone, vogliamo parlarne, in come siamo presi, però c'è la legge, c'è la legittima difesa, ecco, e c'è eccesso di legittima difesa, capisce il sindaco che non c'è? Allora noi dobbiamo stare alle regole, i politici possono permettersi di sbagliare, di evadere, di frodare, ma sono là, noi se sbagliamo una virgola dopo 15 giorni ne sequestra a casa, capisce che il cittadino fa fatica e noi dobbiamo avere rispetto di tutti i cittadini, quelli che votano Lega, quelli che non votano Lega, parlare in generale. Ecco, e chi fa questo? I sindaci. I sindaci non guardano nel momento che uno entra se ha la tessera di, ma guardano la persona. Ecco, io sono convinta, e chiedo qua al Cavaliere Dall'Acqua, che forse la politica dovrebbe guardare più la persona, rispondere al territorio, alle esigenze del territorio, non alle segreterie politiche. Cosa c'è che non va bene nel mio territorio? Come posso aiutare? 8 milioni di poveri, sono tanti, sindaco. Io ho il banco solidale, ma è stato aperto a Jesolo 2 mesi fa un altro banco solidale, vuol dire che c'è un'emergenza sociale che fa paura, e non sono i barboni che vengono al banco solidale, sono famiglie che lavorando non riescono ad arrivare a fine mese, non ce la fanno, e questo è il problema, non ci sono case. Non ci sono RSA per una popolazione che sta diventando sempre più diversamente anziana, perché si è pensato a fare altre cose, ma le date ci sono, possibile che... A Cavaliere, cosa dice Cavaliere Dall'Acqua? Che forse la politica dovrebbe avere una visione più ampia di quello che era la necessità del nostro territorio, del nostro paese. Prego. Sì, noi siamo molto... parlo come Proloco eccetera, esperti nel volontariato, non tanto a livello politico.
Però certamente non tutti i comuni sono come Cimadolmo, che hanno un sindaco e volontari che funzionano, ci sono anche comuni che sono un po' più disagiati su questo punto. Però è anche vero che nessuno si pone il problema. È più facile sentire l'amministrazione dire ma non si può, non ci sono soldi, non mi lasciano fare, piuttosto che affrontare il problema vero e proprio. Volevo dire che non più tardi di giovedì, tornando al discorso di Simone, abbiamo fatto in campo la raccolta degli asparagi con 2 scuole, con il Cerletti e col Sartor di Asolo, e vedere questi ragazzi, anche se 2 scuole diverse, 2 località diverse, erano una famiglia unica. Si aiutavano, si parlavano, è una cosa Cioè la grande, politica dovrebbe fare questo, unire, non dividere. Simone, cosa dici? Poi andiamo dai ministeri. Vai Simone. Io penso che, come dici tu Mirella, l'obiettivo della politica sia più quello di andare a guardare il consumatore. Se ci sono persone che vanno al banco solidale che non possono arrivare a fine mese, è lì che la politica deve intervenire. Invece c'è quello che mi sembra, e lo vediamo anche proprio con le ultime notizie, Trump e Dazi, che i politici siano più attaccati a proteggere le imprese, a guardare più l'interesse degli imprenditori, dimenticandosi di tutto il resto che è poi la maggior parte della popolazione. Quindi si dovrebbe adottare un'inversione di rotta e di visione, cioè prima focalizzarsi su quali siano i problemi della maggior parte dei consumatori e poi allora risolvere questi problemi andando ad intaccare anche le imprese e tutto il settore manifatturiero. Sindaco? Allora, quello che volevo dire è i sindaci devono avere la capacità, a mio parere, di pensare sia all'odierno, ma di avere una discussione a lungo percorso negli anni. Noi dobbiamo valutare una cosa, abbiamo avuto fondi per 230 miliardi di PNRR, ma questi fondi non è che ci sono stati dati gratis, in 10 anni devono essere restituiti. Quindi sarebbe una manovra finanziaria per 10 anni di 23 miliardi, più la manovra finanziaria che applicherà il governo, normalmente l'ordinarietà che si aggira sui 25-30, dipende dalle condizioni e dipende dal PIL, poi i dazi, vediamo che danni faranno. Sarà una manovra finanziaria da 55 miliardi all'anno minimo. È la stessa manovra finanziaria fatta dal governo Prodi, fatta dal governo Monti, che ha dissanguato sia le casse, che ha dissanguato sia il sistema sociale che ha dissanguato il sistema finanziario italiano. Devono andarsi a pigliare i soldi. Allora, 10 anni fa a Cimadolmo, il giorno che sono diventato sindaco, dopo 2 giorni ho fatto un giro per il paese. Le prime persone che sono andato a trovare sono stati i disabili, uno per uno e a casa, a vedere quali erano i problemi. Poi ho girato con gli anziani, ho cercato di capire quali erano le esigenze degli anziani e ho trovato anziani che dovevano fare una cura farmacologica che risparmiavano sulla pastiglia della pressione, sulla pastiglia, sui farmaci, dai. E perché come faccio? Potevo andare al medico, non ci vado, devo andare a disturbare mio figlio lavora, non può lasciare la fabbrica. Allora di là è partito tutto un meccanismo. Oggi gli anziani a Cimadolmo hanno le visite gratuite verso il medico, le accompagniamo noi, le terapie gratuite le accompagniamo noi, le cure termali le accompagniamo noi. L'assistente sociale che gira, il sistema sanitario. Avete capito perché è stato eletto per 3 volte? No, avete capito bene perché è stato eletto per 3 volte. Fermo sindaco perché sennò mi cade la linea. Sandra, vai Sandra. Ciao Mirella. Ciao. E buon sabato agli ospiti. Grazie. Questo signor sindaco di Cimadolmo è tosto e devo dire che mi piace molto. Di dov'è? Siciliano di dove, scusi? Vallelunga, provincia di Caltanissetta. Io conosco molto bene la Sicilia, ma molto bene, perché fino a qualche anno fa andavo tutti gli anni a Pasqua, facevo un giro con mio marito, con gli amici, ma anche poi avevo degli amici dei posti anche che il turista, diciamo così, non sa, è mangiato da Dio, ecco, e sappiamo come funziona. Volevo dire una cosa al signor sindaco, è vero, quando si presenta, come ha detto Mirella, una persona in comune per chiedere aiuto, per chiedere, non è se vota Lega, se vota 5 Stelle. Io per esempio non sono di sinistra, io lo dico, io sono della Lega, ma sempre stata dai tempi, però
La moglie di Zanonato, l'ex sindaco di Padova, abita vicino a casa mia e devo dire che è una persona squisita, di una semplicità. Lei ha le sue idee, io ho le mie, però è una persona gradevole e una volta parlando, siccome dicevano che era di origini zingare, perché questa era un po', può essere, non so, la famiglia, e io ho detto, vedi, ho detto Lella, io guardo la persona. Tu puoi essere figlia di un delinquente, ma perché sei figlia di un delinquente, scusa, sei delinquente anche te? Anzi, io ho un amico d'infanzia, che siamo cresciuti insieme, un po' più vecchio di me, che ha avuto una vita, poverino, drammatica da bambino, e poi qualche ragazzo all'epoca, parliamo di tanti anni fa, voleva istradarlo nella delinquenza. E lui a un certo punto ha detto: o io mangio la M o mi devo risuscitare. Ha 3 lauree, 3. Allora io dico che bisognerebbe dare anche un supporto, come dice la Mirella, come dicono tanti ospiti voi, delle volte certe situazioni si vergognano, ma non solo gli anziani, anche i giovani, perché magari non hanno la bella casa, e allora adesso il bambino, se non ha la cameretta, una volta dormivano in 4, in 5 su una stanza, eppure andavano d'accordo. Allora, che adesso siano cambiati i tempi, c'è più possibilità, io sono anche d'accordo, è giusto così, però a un certo punto bisogna che i ragazzi far vedere delle realtà, tipo il mio amico d'infanzia, e allora forse bisogna capire tante cose. Grazie Sandra, devo chiudere perché devo salutare gli ospiti, ma sei stata chiarissima e ti ringrazio anche per quello che hai detto. Bisogna guardare le persone, capire chi hai di fronte e nient'altro. Grazie veramente Sandra. Simone, come ci saluti e come commenti quello che ha detto Sandra? Ti saluto come sempre ringraziandoti e facendoti i complimenti per tutto quello che fai, perché persone come te ne abbiamo davvero bisogno. Esatto, e vi saluto ricollegandomi a quello che ha detto la signora che era in collegamento, ovvero che bisogna sempre guardare con un occhio non che abbia un pregiudizio, ma con un occhio di speranza. Allora io ti invito, se sei libero domenica, se vuoi farti una passeggiata, anche se non sarà bel tempo, in via Alzaia 7 a Silea, dove abbiamo creato il villaggio delle associazioni. Ecco, visto che nessuno ci ascolta, ci ascolteremo tra di noi. Sono 90 associazioni che parteciperanno, sarà uno scambio veramente di idee, di confronti su quello che possiamo fare per riuscire a farci ad ascoltare, perché caro sindaco, io dico anche a Lega, non è possibile che il mondo del volontariato gira col commercialista e paghi per fare il volontario. Qui è colpa del governo tutto, non solo di questo ma anche degli altri, perciò non è possibile che quello che vi ha aiutato in tutti questi anni sia stato messo all'angolo così. Abbiamo perso tante realtà, dobbiamo recuperarle. Ecco, perciò Simone, se sei libero vieni a Silea, in via Alzaia 7 sul Sile, hai l'autostrada anche vicino, se sei libero ti aspetto e grazie di essere stato con noi questa mattina. Sentiamo il Cavaliere Dall'Acqua come ci saluta e come commenta. Sì, allora io volevo dire solo una frase che dice sempre il dottor Luca Zaia: se le Proloco non ci fossero bisognerebbe inventarle. Io dico, importante sarà anche la politica, ma essenziale è il lavoro di volontari a 360 gradi, perché come dicevo non facciamo solo promozione dell'asparago, del territorio, ma facciamo servizi che diamo una mano alle amministrazioni comunali, sui trasporti e tutto. Quindi l'importanza del volontariato è una cosa veramente grande. E chiudo che poi non più tardi, mercoledì, parlavo con il presidente Follador. Sì, ti avrò ospite fra poco. Proprio di queste cose, cioè di sensibilizzare le Proloco, noi parliamo del nostro settore, proprio perché tutti possono fare un qualcosa per aiutare queste persone meno fortunate di noi. Quindi questo deve essere un impegno che ci stiamo prendendo come Ompli Trevigiana
per fare queste cose. E soprattutto toglierci un po' di burocrazia, perché con questa burocrazia non posso fare un minestrone e mettere dentro tutto. Chi sei, cosa fai, in base a quello che fai e a chi sei ti do le normative da... Faccio una battuta veloce. Sì. Tempo fa abbiamo traslocato di sede, 50 anni di storia, tutto messo su una cartellina. Le prime mostre dell'Asparago c'era una cartellina con 3 fogli e forse scritti anche a mano. Adesso abbiamo un plico così per ogni festa. Appunto. Oltre Allora, allo spreco di carta, spreco di energie. Cavaliere, capito, io ho detto al sindaco che, visto che fa parte di un governo, di un partito che ha il governo e che conta anche, di dire che forse un occhio di riguardo al mondo del volontariato ci deve essere. Sindaco, come ci saluta? È questo che diceva il Presidente, è anche un atto dazio, sì, la burocrazia. Bravo. È una cosa che è particolare. Quello che voglio fare, vi saluto io tutti e ti ringrazio. Ma in sincerità posso dire che la libertà è bellissima, ognuno la può pensare come vuole, però la vera libertà è la libertà di pensare e di non vedere ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, ma ciò che c'è di buono per ogni persona, in ogni persona. Quindi quella speranza non deve essere mai persa e mai farsi condizionare dalla politica, essere liberi nelle proprie scelte e fare parte di tutti. Non esiste il biondo, il nero, l'azzurro. Siamo ormai cittadini tutti del mondo e bisogna vivere in comunità e bisogna vivere dando una mano a tutti. Grazie, grazie anche al sindaco Giovanni Ministeri, sindaco di Cimadolmo, che è stato con noi, avete sentito, questi sono i sindaci che la Mirella vi fa conoscere, capire e dopo ognuno a casa fa le proprie riflessioni, però capite che è giusto anche conoscerli a fondo perché sono gli unici che ci ascoltano. Grazie anche al Cavaliere Dall'Acqua, grazie ancora a Simone. Pubblicità. E vi presento altri graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Salvatore Auci, sindacato nazionale autonomo. La ULI si occupa di scuola, di insegnanti, ma anche di ragazzi. Ecco, questa scuola che ha bisogno di un cambiamento, lo dicono i ragazzi che io ospito, li abbiamo anche sentiti quando fortunatamente sono riusciti a parlare. E saluto anche Sara Rivoltella, scrittrice, regista, artista. Sentiremo anche cosa ci racconta Sara Rivoltella. Allora, professor Auci, cosa sta succedendo alla scuola? Io ho avuto un insegnante che ha detto: guarda Mirella, noi tutte le mattine è come salissimo sul Monte Bianco, noi vediamo tutto quello che abbiamo in classe. Il problema è capire se uno ha voglia di vedere, di ascoltare e di capire in quel momento quali sono le fragilità da aiutare, da supportare, perché noi li vediamo, quei ragazzi che hanno bisogno, che non sono presenti in classe. Però mi dispiace dirlo, ma molti di noi, molti miei colleghi non fanno questo. Non so, è una professione che ci vuole passione, io penso che ci voglia passione in tutti i lavori, ma specialmente in questo lavoro perché voi avete queste fragilità tra le mani. Fragilità che delle volte non hanno più una famiglia tradizionale, come si dice, perché io li ascolto, gli chiedo, si adattano, mi hanno detto questi ragazzi, ci adattiamo a questa nuova situazione familiare, però di sicuro non era quello che loro volevano e soprattutto quel poco ascolto. La scuola cosa può fare? La scuola è con le spalle al muro, perché le leggi, perché certi genitori, ma il bersaglio è colpire l'insegnante invece di colpire e capire perché il ragazzo ha avuto questa nota, perché si comporta così. E la scuola cosa può fare? Però poi i ragazzi dicono sì, la didattica, ma un pomeriggio diverso, una scuola diversa anche nel pomeriggio, non a caso quasi tutte le scuole hanno laboratori, hanno auditori, eppure delle volte io sono andata a vedere e li troviamo come magazzini, deposito di magazzino. Allora, professor Auci, cosa ci dice questa mattina? Bene, allora, hai fatto un buon inizio, sei partita dalla fine. Non è una provocazione la mia, chiaramente, perché ci stai un po' dicendo quali sono i risultati. Ma secondo me per affrontare correttamente il problema della scuola italiana e per arrivare agli effetti, che poi alla fine sono i risultati di cui tu parli, bisogna andare a vedere perché
si è arrivati a questo. Io mi sono preparato una parte, una scaletta raccogliendo una parte delle cose che hanno distrutto la scuola italiana, perché di questo stiamo parlando, abbiamo distrutta la scuola italiana. La scuola italiana non funziona più, i motivi sono noti. Ci sono responsabilità, io sto parlando, non voglio andare alla storia dell'antica Roma, ma almeno negli ultimi 30 anni ci sono responsabilità di tutti i governi, di destra, di sinistra, di centrodestra, di centrosinistra, di tutti i governi, di tutti i partiti politici, di qualsiasi colore e sapore. Okay? E io li cito alcuni, io, ripeto, non voglio andare dall'antica Roma ad oggi, però grave errore, il primo grave errore per esempio è stato quello della eliminazione, anzi abolizione degli esami di riparazione. Era una cosa importantissima perché dava ai giovani il senso dello studio, il senso, la responsabilità anche. Facendo che cosa? Abolendo, istituendo gli interventi di recupero. Grande follia. All'inizio 4 spiccioli, dopo gli spiccioli sono diventati niente e in ogni caso le ore che si potevano fare con quegli spiccioli praticamente erano ridicole. Quindi che recupero? Non recupero niente. In pratica che cosa si è istituito? Un ragionamento nei giovani che non sono fessi. Io vado a scuola, non studio 3-4 materie, tanto mi danno il debito poi non me lo fanno recuperare, tanto me lo porto fino al 5º anno, io sarò promosso con voti di materia enormi. E quindi questa è la prima cosa. Abbiamo dato un input sbagliato ai ragazzi, i debiti si possono anche non colmare, come dire, anche i debiti economici posso anche non risolverli, perché di questo stiamo parlando, l'input sbagliato che diamo alle persone. E poi aggiungiamo riforme schizofreniche a go-go. Negli ultimi 30 anni arriva un ministro di un colore e modifica, arriva l'altro colore e ricomincia da capo. Reclutamento. Ci siamo mai chiesti sto reclutamento? L'abbiamo visto anche per la sanità. Ci siamo accorti adesso che mancano 60.000 medici. E dove siamo stati? I nostri governi dove sono stati finora? Reclutamento scuola, ma perché si è creato tutto questo problema di precariato? 250.000 precari ogni anno. Ma è follia. Ci chiediamo perché è un risparmio per lo Stato. Io tengo precario per 10-15 anni un docente, lo pago sempre a paga base, risparmio una marea di soldi e comunque in tutti questi anni ho bloccato i concorsi. Ha fatto lavorare a scuola magari gente che non aveva, anche se aveva la laurea, non aveva le capacità, non era portato, che fa? Dopo 15 anni lo butto via, allora lo arruolo con concorsi straordinari che magari poi vanno a creare il problema, tutti gli insegnanti sono analfabeti, non è vero, ok? Andiamo avanti. Stratificazione di norme e regolamenti, quindi non solo norme e leggi e riforme schizofreniche, ma leggi che poi che vanno ad attivare la stratificazione delle norme. Stratificazione sappiamo tutti cos'è, una norma che si appoggia sull'altra, tipo leggi che si interpretano, la norma questa non si interpreta più così perché questo articolo viene modificato con l'altro, cioè aberrazione del sistema. E andiamo avanti. Arriva Bassanini che dovrebbe in teoria sburocratizzare, invece va a burocratizzare giusto la scuola. Da quel momento in poi arriva tanta di quella burocrazia a scuola, e io me la ricordo, sono 40 anni che faccio l'insegnante, che non si ragiona più. E poi la chicca. Nel 98 arriva lo statuto delle studentesse e degli studenti. Voi mi dite una cosa bellissima, no, bruttissima, ma non perché non era una cosa che si doveva fare, ma semplicemente perché si è annullato di colpo un regio decreto che funzionava, ma aveva un problema che non dava spazio alla difesa e quindi quello si doveva modificare, andando a dire ci sono le sanzioni serie, andiamo a vedere come si possono difendere, perché all'epoca non avevano diritto alla difesa i ragazzi che venivano accusati di aver fatto chissà quale cosa. Quindi, però cosa è passato? Annulliamo una cosa, statuto degli studenti, gli studenti hanno diritti, si possono difendere, giustamente, però passa l'idea che non si devono più punire. Addirittura noi insegnanti ci inventiamo la grande stupidaggine della sospensione con obbligo di frequenza, cioè è un insulto all'intelligenza. Il ragazzo che stupido non è dice ma questi sono fessi, posso fare quello che voglio. Arriva poi nel 99 esattamente la riforma della scuola a partire dal 1° settembre del 2000. L'autonomia famosa. Noi siamo autonomi a scuola di fare nulla, perché laddove c'è necessità di fare cose autonome non le possiamo fare perché interviene lo Stato. Laddove invece noi non possiamo operare, poi possiamo operare. Cioè, è follia anche questa. In quel momento poi si trasforma il preside in dirigente. Noi a scuola abbiamo bisogno di presidi, non di dirigenti. Dirigente che poi diventa manager e amministratore. E la scuola non è una fabbrica.
ricordiamocelo. E quindi io da docente ho sempre continuato a chiamare il mio preside, anche se adesso è diventato dirigente da un po' di anni. Perché? Perché noi a scuola abbiamo bisogno di presidi, di persone che sanno di didattica, che si occupano di didattica, che mi conoscono a me, all'altro, al proprio alunno. I dirigenti in queste scuole megagalattiche, 2500 alunni mediamente, non conoscono né noi né il personale ATA e manco i loro studenti. Ma che scuola è questa qua? E continuo. Addirittura si danno troppi poteri al dirigente, annullando o cercando di limitare diciamo, il contributo che danno gli organi collegiali. Il dirigente arriva nei collegi, comando io, questo è, votatelo, non avete alternativa. E andiamo avanti. No, la fermo perché sentiamo anche cosa ne ancora pensa. Dobbiamo arrivare alla fine. Sì, ma arriviamo poi alla fine. Sara Revoltella, scrittrice, regista, artista. Allora, prima di vedere quello che ha scritto e il film che ha girato, vorrei sapere se dovesse scrivere un nuovo libro su quello che ha detto il professor Auzi o girare un film, che titolo farebbe, cosa direbbe? Prego, Revoltella. Sì, buongiorno intanto. Allora, no, molto interessante quello che sta avvenendo all'interno della scuola, che comunque insomma era già una morte annunciata da parecchio tempo. E io credo che il problema sia quello di cominciare a vedere l'individuo, studente ovviamente, ma poi anche individuo, come prodotto, quindi come merce, sempre di più. In questo senso ovviamente tutto viene cucito su questo progetto. L'individuo isolato, cioè io nel mio film ho parlato proprio di questo senso di isolamento che porta alla creazione del branco. Quindi si parla di individui che non sono consapevoli, sempre più, probabilmente studenti che in qualche modo sono isolati, si sentono isolati, non sono affratellati da un progetto comune scolastico pensato per loro, ma sono visti come dire, consumatori della scuola, prodotti, e in questo senso non si formano nella loro individualità, non hanno la possibilità di formarsi come individui. Allora, noi sappiamo che l'individuo sociale consuma di meno, perché spende anche di meno. L'individuo isolato invece è un ottimo consumatore, spende di più. E questo è un calcolo anche abbastanza cinico, però che secondo me viene fatto a tanti livelli. Quindi io penso che ci sia un progressivo abbandono del mondo insomma, della formazione, perché tanto viene come dire, sostituito da altri elementi che fanno da stampelle, che appunto sono il contesto sociale che viene produttivo, che viene immaginato all'intorno. E i miei protagonisti sono in un certo senso il risultato di politiche di questo tipo, quindi sono individui che in qualche modo hanno bisogno comunque di sentirsi parte di un gruppo, e per sentirsi parte di un gruppo sono disposti a fare qualsiasi cosa. Però appunto, ripeto, non sono individui consapevoli che quindi, come dire, entrano in un progetto sociale che ha una finalità di crescita, una finalità in qualche modo di realizzazione personale, ma sono individui lasciati allo stato brado che quando si uniscono per fare la qualsiasi. Allora Revoltella, aspetti perché vediamo questo trailer, perché il tempo è tiranno purtroppo, vediamo, poi commentiamo col professor Auzi. Ragazzi, e adesso giochiamo, no? Lo sapevi che non volevo, lo sapevi. Questa me la paghi, te lo giuro. Ci vediamo dopo, ci becchiamo dentro. Ragazzi, a che capitate in jolly?
Allora, professor Auci, chi sono questi ragazzi? Come possiamo capirli? Io sabato sono andata in una discoteca per fare questa raccolta firme per l'albergo obbligatorio ai motociclisti da portare in Europa, e quello che ho visto è un'altra realtà, non è questa realtà che fanno vedere. Io ho visto dei ragazzi che vogliono divertirsi, ho visto persone diversamente giovani che vogliono ballare, ho visto donne sole arrivare perché sapevano di essere al sicuro e andavano là per ballare, per divertirsi, e quando io chiedevo loro come mai, perché Mirella dopo il lavoro sono stanca, mi sono fatto una doccia e adesso ballo, mi diverto. E ho visto anche la massima sicurezza all'interno di questa discoteca, che è una delle più grandi discoteche che abbiamo. Poi sono andata a vedermi anche i ragazzi, perché io vado a giro dappertutto, e ho visto ragazzi che volevano divertirsi. Il problema è il dopo, è là il problema grande, il dopo, quando escono e come entrano e chi entra. Prego, professor Auci. Allora, una cosa è quello che appare, cioè io vado in giro, mi sembra che tutto vada bene, quello che c'è sotto non è quello che appare. Chi sono questi ragazzi? Questi ragazzi siamo noi, solo che sono cambiate le regole del gioco. Dicevi impuniti, no? Perché sono impuniti, si dice adesso sono impuniti. Sono impuniti perché non hanno regole, non hanno niente, non gliele abbiamo date. Ai nostri tempi, io poco fa ho citato per esempio il discorso delle sanzioni disciplinari. Io ricordo, il problema che mi fa vedere il trailer non mi dice nulla, perché io mi ricordo queste cose del ragazzo, le facevamo pure noi. Non è cambiato niente. Solo che noi abbiamo avuto il freno. Io ricordo una frase detta da un mio insegnante, io ho fatto un istituto tecnico maschile, eravamo ragazzacci, forse peggio di questi qua. Una mattina il docente ci ha detto: ragazzi, vedete che noi vi possiamo radiare da tutte le scuole d'Italia, perché il Regio Decreto diceva questo. Bene, quando è andato via il docente noi ci siamo messi a parlare, ho detto: ragazzi, qua la dobbiamo smettere, perché qua sono cavoli. Chiaro? Cosa succede adesso nelle nostre scuole? Questi hanno capito che possono rimanere impuniti a vita. Poi la società li mazzia dopo, ok? Li mazzola dopo. Però in quel momento noi gli abbiamo dato questo input. Attualmente sa cosa accade nelle scuole italiane? Non puniamo gli alunni, puniamo i docenti. Noi adesso stiamo punendo i docenti. Dall'introduzione del decreto legislativo 150 del 2009 Brunetta, che dà delle ipotetiche condizioni ai dirigenti, parlavo poco fa di dirigenti che hanno troppo potere, noi siamo diventati sudditi dei dirigenti, non più docenti, siamo sudditi. E il collegio docenti non è più l'organo contraltare, è diventato una specie di organo di servizio del dirigente, e invece non deve essere così. È chiaro che nel momento in cui i giovani vi vedono che non vengono puniti, addirittura l'obbligo di frequenza dopo una sospensione, che significa? Però viene punito il docente, voi non avete idea di quante migliaia di contestazioni e di addebito durante migliaia, centinaia di migliaia nella scuola italiana sono arrivate negli ultimi anni ai docenti. Quante punizioni sono arrivate ai docenti, non agli alunni. Cioè, quindi quel trailer non mi dice niente. Il problema di quel trailer è che i ragazzi non hanno avuto spiegato che ad azione corrisponde una reazione e quindi vanno avanti. Fermo, Revoltella, prego. Sì, forse manca un passaggio sul film. Io ho dovuto tagliare il trailer perché siamo in fascia protetta. È un film che è stato censurato ai 18 anni. Cosa abbastanza anomala, perché non succedeva da anni che ci fosse una censura così pesante. La storia di questo film, adesso ve la riassumo così forse il docente capisce, è la storia di questo gruppo di giovani annoiati del ricco nord-est che una sera per noia decidono di uccidere un'amica, cucinarla e servirla per cena. E fanno questo come gioco, divertimento, inventando una specie di rito tribale parallelo che serve in qualche modo a cementare la comunità, a cementare il gruppo. Cioè l'idea è che a livello zero di cultura, insomma con uno sprofondamento
una sorta di desertificazione affettiva e culturale, cosa che sta avvenendo appunto nelle scuole, come è stato ampiamente sottolineato, riaffiorino delle forme di religiosità di stampo quasi tribale, se vogliamo precristico, che attingono al bisogno comunque nelle nuove generazioni di trovare un'identità e quindi in qualche modo di sentirsi parte, affratellate nel branco. Quello che io ho indagato è proprio la nascita del branco, che secondo me è un tema abbastanza interessante in questo momento storico, perché individui soli, non più consapevoli, ed era quello che stavo cercando di spiegare prima, quindi diventano facile preda di qualsiasi teoria, moda, qualsiasi cosa che in qualche modo fa da collante a queste persone che appunto sono prive di identità. Io questo credo che sia una cosa molto, molto seria a cui stiamo cominciando ad assistere. Io ho scritto questa storia nel 2000, quindi parliamo di un po' di tempo fa. Ho fatto il film recentemente perché è stata una produzione indipendente che ha avuto un sacco di difficoltà. È stato un film che ho voluto fare nonostante appunto mi dicessero è pericoloso questo e quell'altro, e invece secondo me rispecchia abbastanza quello che sta avvenendo. Quindi ferma Revoltella perché abbiamo Leone da Trebaselli che poi continuiamo, se no mi cade la linea. Vai Leone, veloce. Saluto io. Allora noi per cambiare le cose avevamo votato a destra e non è successo niente, cioè non mi sono accorto che sia successo qualche cosa. Allora questi ragazzi hanno il cattivo esempio. Abbiamo avuto un presidente degli Stati Uniti in questi giorni che è andato davanti alle telecamere di tutto il mondo e ha detto che avrà 50 capi di Stato di tutto il mondo che andranno a baciargli il culo per trattare i dazi. Allora, cosa parliamo? Di che cosa, che specie di esempio diamo? Se abbiamo il Presidente dello Stato che doveva essere più democratico, più tutto, che tutti dovevamo copiare dagli Stati Uniti, e abbiamo un Presidente che parla così, di che cosa stiamo parlando? È tutta una schifezza. Ciao Mirella, grazie. Grazie a te Leone, ha detto proprio questo, perché io ho sentito anche i giornalisti che hanno detto noi abbiamo cambiato la parola, però lui ha usato proprio quel termine, anche la paura di dire quella parola che lui ha usato nel vero senso della parola, qui si cambia perché si ha paura, come dice Revoltella, si ha paura di far vedere il film ai 14 anni, pensate voi, siamo ritornati indietro nel tempo, ecco quando bruciavano le streghe qua fra poco. Prego professor Auci. Ma io torno alla carica, riti di iniziazione, ripeto ancora una volta, non è nulla di nuovo, li facevamo anche noi. Io ho partecipato a giochi, perché sono dei giochi in quel momento per noi, ne ho fatti tantissimi assieme agli altri compagni, ma avevamo un limite. Noi ci ponevamo dei limiti perché ci bastonavano, avevamo delle regole, quindi il freno all'epoca lo avevamo. Adesso questi poveri ragazzi sono senza freni e questo è il problema. A me il discorso dei riti non dice nulla, perché li facevamo pure noi. Un sacco di volte abbiamo organizzato delle festicciole dove ogni tanto si prendeva qualcuno di mira, ogni tanto... Mi ricordo una volta, vi racconto questa cosa qua, c'era l'usanza di fare ubriacare per esempio uno di noi, giusto? Io mi ricordo ogni tanto prendevamo di mira, ma poi tutto finiva in gioco e una cosa. Cioè, avevamo dei freni, perché poi sapevamo che arrivavano e i nostri genitori bastonavano all'epoca. Se i miei genitori venivano a sapere di una cavolata grande, erano guai. Mi ricordo una sera avevano preso di mira il sottoscritto, perché era un turno là praticamente, e io mi ricordo sono andato un attimo in cucina, perché eravamo a casa di un nostro amico, e mi sono bevuto un bicchiere di olio pieno pieno. Sapete cosa è successo? Perché uno gira sempre, no? Va a vedere poi la mente curiosa, che l'olio praticamente si distribuisce nello stomaco e per un certo numero di minuti, di ore, blocca l'effetto dell'alcol. Voi immaginate cosa è successo quella sera? Io li ho ubriacati tutti. Cioè paradossalmente io sono stato uno che ha ubriacato 6-7 persone,
Poi ho vomitato pure il cervello, ma in quel momento li ho fregati tutti. Sì, però, cioè, non mi dice niente il rito di iniziazione, il problema sono le regole, il fatto che bisogna punire i ragazzi, invece noi non li puniamo più, questi arrivano fuori dalla scuola e pensano che tutto gli è dovuto, invece no. Ecco perché poi ci sono quelle storie. Sì, però professor Auci, una volta non avevamo tutti questi femminicidi fatti da diverse età, questo era è un altro diverso. discorso. Ma è un altro discorso, No, ma però non si può pensare che un ragazzino da 75 coltellate a una persona e poi col foro di avvocati con questo e quello riesce a farla franca in qualche maniera. Ma questi sono i messaggi che passano. Se ne do 30, ma io gliene do 70. Mirella, però io ritorno un'altra volta alle regole e alle punizioni. Allora, qua bisogna parlare per esempio di... siamo sempre là. Cosa succedeva 40 anni, 50 anni, 60 anni fa? Perché non è che l'innamoramento è nato adesso. Il fallimento di un amore, allora innanzitutto non esiste l'amore per tutta la vita, ne parlavamo proprio ieri con alcuni colleghi, quindi l'innamoramento fa parte delle fasi della nostra vita, ci innamoriamo, poi ci lasciamo e poi ci prendiamo. I ragazzi non prendono più le bastonate perché non sono abituati a prendere le bastonate. Allora cosa può succedere per esempio? Io abituato sempre ad avere la meglio, vengo lasciato. Non me ne faccio una ragione perché non sono abituato, per quanto riguarda l'affettività, ad avere effetti collaterali, ma poi magari questa delusione profonda viene fuori dopo 15-20 anni e a quel punto scatta una molla che magari avevo soppresso per 15-20 anni quando mi ha lasciato la mia prima ragazza. Perché? Perché probabilmente la famiglia, la scuola, la società non ha curato la parte dell'affettività dei ragazzi che invece andrebbe curata. Revoltella, prego, perché siamo in chiusura quasi. Prego, Revoltella. Ovviamente il fatto di non curare la parte affettiva, infatti io ho parlato di desertificazione sentimentale, è fondamentale, quindi se non c'è una crescita sentimentale non si va da nessuna parte, e questo anche nelle relazioni di coppia eccetera eccetera. Però io non credo che il problema sia così semplice, cioè non credo che sia una questione di non vengono puniti abbastanza e tutto, cioè questa è una parte se vogliamo, ma io credo che ci sia un discorso molto più ampio, cioè io credo che ci sia una sorta di abdicazione all'individuo, cioè quello che nel momento in cui io parlo di cannibalismo, quindi io mangio un'altra persona per fare qualcosa di estremo e soprattutto per in qualche modo sentirmi parte di un gruppo, vuol dire che siamo arrivati al livello zero della società, cioè dopo questo tabù non c'è altro, non c'è niente, cioè non è il fatto di aver fatto la cosa la bravata del ragazzo, è un discorso filosofico e sociale che guarda molto più in là, guarda al crollo dell'Europa, a tantissime cose, a un'assenza di futuro, al fatto di immaginare un mondo che finisce domani mattina, e questo è già stato anticipato da moltissimo tempo, quindi noi adesso siamo arrivati all'ultima fermata e ci vediamo con una generazione di persone che dice io dove vado, e di conseguenza a quel punto va bene qualsiasi cosa. Grazie Revoltella, professor, devo correre perché purtroppo il tempo è tiranno, però dobbiamo anche dire che c'è una montagna di droga che gira a pochissimo prezzo, questi ragazzi hanno il nemico dietro l'angolo in una maniera incredibile, abbiamo visto le interviste, li vediamo, adesso stanno facendo anche delle puntate su questa cosa, bisognerà pur parlarne perché sono ragazzi che a 15 anni sono bevuti il cervello con la droga, professor Auci. Sì. Questa non la trovano dentro la scuola, la trovano dietro l'angolo della scuola. Certo, ma io faccio subito un piccolo riferimento al fatto che cita nel film lì la regista. È chiaro che stiamo parlando di cose che secondo me non accadranno mai. Mai e poi mai penso che nella realtà alcuni si riuniscono per mangiarsi un compagno, mi pare un'esagerazione, ma magari serve al film, serve per... Ma magari farlo a pezzi, sì, professore. È un altro discorso, ma ripeto, sono sempre questioni che vanno affrontate, non possiamo giustificare in 5 minuti di trasmissione e andare a parlare approfonditamente di tutte le tematiche che vengono richiamate in tutti questi fatti, in queste circostanze di cui stiamo parlando. Ci vogliono probabilmente un paio di giorni per approfondire tutte le storie, altrimenti si rischia di essere banali e io non voglio sembrare banale. Il problema è che ai nostri giovani dobbiamo dare delle certezze, delle regole già a scuola, in famiglia, e invece vedo che, ma Mirella lo dice sempre lei, la famiglia non c'è più.
famiglie allargate, famiglie ristrette, famiglie arcobaleno, famiglie ciclamino, cioè la famiglia non esiste più. È chiaro che questo non ha regole in famiglia, la famiglia non lo segue, la famiglia se serve non interviene, la scuola oramai ha perso qualsiasi ratio per quanto riguarda, perché noi in teoria dovremmo istruire, ma ci caricano anche dell'educazione che sta in carico alle famiglie e non alla scuola, perché la piccola parte di educazione che noi diamo mentre istruiamo non può sostituire la grande parte di educazione che dovrebbero dare le famiglie. Ma se io la famiglia non ce l'ho, professore, cosa faccio? Ma Dove vado? Ci sono i casi in cui si toglie il ragazzo alla famiglia, se la famiglia non c'è si dà in affidamento a qualcuno, non è che le soluzioni ci sono. È chiaro e questo. Con queste parole devo chiudere, inviteremo ancora il professor Auci, veramente sono temi da approfondire per non essere banali, ma sono tanti i temi e qualcuno oltre Mirella dovrebbe anche farlo, professore, perché veramente dobbiamo sentire anche parlarne, fare riflettere molto su quello che sta accadendo anche nel mondo non solo dei giovani ma delle persone, direi io, della società. Grazie veramente a Sara Revoltella, scrittrice, regista, artista, grazie a Salvatore Auci, sindacato autonomo sulla scuola, una scuola che dice lui ha fallito, c'è una scuola da rivedere, speriamo che qualcuno riesca a capire le parole del professore e iniziamo ad agire invece solo che parlare. Grazie, andiamo a sentire i solisti veneti.